Rieccoci di nuovo insieme, telespettatori di Gold 78, canale 78 in HD del digitale terrestre, per un nuovo ennesimo appuntamento di Penalty. Tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Raccontiamo ormai da 10 anni il calcio dilettantistico siciliano, dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria, e siamo in onda puntualmente ogni martedì alle 21 con la replica dopo la mezzanotte del mercoledì, e anche, se volete, potete rivedere questa puntata sulle pagine Facebook di Penalty. Oggi una puntata particolarmente interessante perché la concluderemo con la visione degli highlights riguardanti la finale del 37esimo torneo nazionale Beppe Viola che si è svolto a Roma. A tal proposito saluto tutta la redazione di Sport in Oro ed il suo direttore Raffaele Minichino. Ma chiaramente iniziamo subito con la Serie D. Siamo giunti alla terza giornata del campionato di Serie D, subito i risultati di questo girone I. Aciriale batte Città di Sant'Agata 1-0, Biancavilla batte Licata 2-0. La partita tra Castrovillari e Santa Maria Cilento è stata rinviata al 21 ottobre. Cittanovese batte Marina di Ragusa 2-0, FC Messina batte Troina 1-0, Gelbison rende 0-0. Anche la partita Paternò-Dattilo è stata rinviata al 21 ottobre. San Luca batte Rocella 3-2, Rotonda ACR Messina 1-1. Questa è la classifica dopo la terza giornata, anche se mancano un paio di partite da recuperare. Troviamo la Ciriale in testa con 7 punti, Biancavilla, FC Messina, San Luca e Licata 6 punti, ACR Messina 5, Castrovillari, Dattilo, Cittanovese, Gelbison e Rotonda 4 punti, Santa Maria Cilento, Paternò, Città di Sant'Agata 3, Rende e Troina 1 punto, Roccella e Marina di Ragusa ferme a 0 punti. Sottolineiamo che Castrovillari, Dattilo, Cittanovese, Santa Maria Cilento, Paternò e Rende hanno disputato una partita in meno. Il prossimo turno, domenica prossima, domenica 18 ottobre, questi gli incontri: ACR Messina Aciriale, Città di Sant'Agata Cittanovese, Dattilo Roccella, Licata Paternò, Marina di Ragusa Biancavilla, Rende Rotonda, San Luca Castrovillari, Santa Maria Cilento FC Messina ed infine Troina Gelbison. Ed iniziamo subito con le immagini, con la vittoria dell'FC Messina 1-0 contro il Troina.
È la terza giornata nel campionato di Serie D, il Francoscoglio per Football Club Messina contro Troina dopo la sconfitta inaspettata e dolorosa dei giallorossi contro il Dattilo, dopo il pari importante del Troina contro la Cireale. Fischia il signor Andrea Zanotti della sezione di Rimini, assistenti Mattia Roberto di Lamezia Terme, Mirko Bartoluccio di Vibo Valencia, maglia giallorossa per il Football Club Messina, in bianco a inserti rossi il Troina. Partiamo col fin del primo tempo, subito FC Messina, cross deviato di Rigossa, un altro tocco, poi Aida, prova col colpo di testa, non è però potente per impensierire Iolfi, dall'altra parte risponde con il tentativo di Aperi, il Troina passa in mezzo a due, cerca questo destro alla distanza, niente di che per Marone. Al 23esimo proteste dell'FC Messina che vorrebbe il rosso diretto per questo intervento di Gallo su Giuffrida per Zanotti, ci sono gli estremi soltanto per l'ammonizione. Al 25esimo ancora Aperi prova l'azione personale, cerca il destro a giro, da dimenticare la conclusione del 10 del Troina. Al 39esimo FC Messina pericoloso su calcio di punizione, il tentativo viene affidato a Domenico Marchetti, sfiora Iolfi che mette in calcio d'angolo. Al minuto 43 viene allontanato il mister in seconda del Troina, il signor Santo Mazzullo, reo di aver protestato troppo nei confronti del direttore di gara. Al 45esimo rimessa laterale di Guidadamo, Rigossa alza la mira, termina un primo tempo da dimenticare dal punto di vista del gioco tra Football Club Messina e Troina, poche emozioni, reti bianche fino a questo momento al Francoscoglio. Partiamo col team della ripresa, FC Messina subito pericoloso con Rigossa dalla sinistra, mette per Carbonaro, si gira il numero 7 rientrante dopo la squalifica, il corridoio è giusto per Mughiele che cade in area di rigore. Per Zanotti non ci sono gli estremi per il calcio di rigore, protesta il numero 19 di Scuola Torino. Al 48esimo Carbonaro vuol far capire che la musica è cambiata, qui in pressing, supera il diretto avversario, crossa dalla destra, Mughiele stoppa, prova la conclusione, viene rimpallata dalla difesa del Troina. Al minuto 54 calcio di punizione affidato ad Alessandro Marchetti, pallone sul secondo palo, Fissore riesce a rimettere dentro, c'è un po' di confusione, Mughiele non ci arriva, allontanato il pallone, poi Guidadamo, ancora un batti ribatti, Guidadamo, Mughiele si gira in acrobazia e fa 1-0 per l'FC Messina, il vantaggio, il primo gol in questo campionato per Norvin Mughiele, classe 2001, lanciato nella mischia dal primo minuto da Ernesto Gabriele, ringrazia con un gol importante che vale il vantaggio al Francoscoglio dei giallorossi. Al 58esimo esce proprio Mughiele, così come Aida, dentro Garetto e Gila. Al 64esimo è il turno di Casella per Alessandro Marchetti. Al 65esimo Gallo strattone regolarmente Carbonaro, secondo giallo e conseguente espulsione. Troina che chiude dunque in 10 uomini l'incontro. Al 67esimo ancora FC Messina, calcio d'angolo, Fissore rimette dentro, Carbonaro viene travolto così da Iolfi, nemmeno in questo caso per Zanotti, e calcio di rigore. Al 68esimo però i giallorossi stanno sfruttando la superiorità numerica con questi tiri da fermo, il corner, Fissore mette per Gil, conclusione del francese, classe 2002 che però viene parata facilmente da Iolfi. Viene allontanato anche Rosario Cutuli, espulsione nella panchina dell'FC Messina. Carbonaro difende il pallone al 69esimo, crossa dentro, Garetto gira di testa, debole il tentativo della classe 2001. All'80esimo cross di Guidadamo, pallone che viene sporcato, Rigossa si lancia in area di rigore, viene così atterrato, stavolta per Zanotti non c'è dubbio, è calcio di rigore, cerca il colpo del KO dunque l'FC Messina. Qui però Carbonaro fa capire ai compagni di non voler battere il calcio di rigore, non si fa convincere però Giuseppe Palma, e allora proprio Carbonaro dal dischetto e va a sbagliare perché Aiolfi intuisce tutto e para il tentativo dal penalty del numero 7, 4 di recupero ed è game over al Francoscoglio. L'FC Messina conquista la seconda vittoria in campionato in 3 giornate e va a quota 6 in classifica. Aciriale che schizza in vetta nel campionato di Serie D in questo girone I con la vittoria per 1-0 contro il Città di Sant'Agata. La consapevolezza di essere forti non fa altro che aumentare dopo le critiche per il pareggio di 7 giorni fa a Gagliano, ma il bello del calcio è e sarà sempre questo, quello di doversi sempre mettere in discussione ogni settimana e partita dopo partita, e per spazzare via ogni critica, dubbio o malumore che sia, c'è solo un modo: vincere oggi e portare a casa i 3 punti contro un Sant'Agata reduce dalla vittoria contro il Maria di Ragusa e che sicuramente oggi proverà con ogni mezzo a dare fastidio. Dallo stadio ACI e Galatea di Acireale, amici di ACI TV, un saluto da parte di Giorgio Cavallaro che vi racconterà Acireale e Sant'Agata, match valido per la terza giornata di Serie D Girone I. Allora arriva il fischio iniziale, uno sguardo al centro del numero 21 Granata, serve poi Ottovale accanto a sé, prova il destro, il pallone che termina largo e c'è l'espulsione di Gerardo Strumbo per questo calcione
nei confronti di Claudio Sparacello all'altezza del centrocampo, e dunque al minuto 28 del primo tempo il Sant'Agata rimane in 10 uomini. Attenzione, non c'è nulla, e allora Buffa prova il destro. E dunque su questo rilancio di Riccardo Ferrara termina il primo tempo. Fischio che arriva in quest'istante, e dunque inizia la seconda frazione di Acireale Sant'Agata. La verticale di Buffa alla ricerca di Sparacello, l'attacco verso Bianco che entra nel rigore. Savonarola! Savonarola! Quando il gioco si fa duro ci pensa sempre con il numero 7, il capitano Beppe Savonarola. La verticalizzazione verso Sparacello che serve benissimo Bianco, che viene anticipato da un avversario. Poi c'è la conclusione violentissima, recupera palla su questa uscita provata dal Sant'Agata. Ottoale prova il mancino, pallone che termina largo. Formazione ospite in possesso di palla, ma recupera prepotentemente palla Ottoale che si avvia verso Enrico Lavardera, entra Enrico Lavardera, il cucchiaio e il pallone di poco al lato. Ancora Sant'Agata con Romeo, e poi sul recupero palla da parte di un immenso Facundo Ottoale arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara Marco Marchioni, che mette fine alla contesa. La Cireale sbriga la pratica Sant'Agata con la rete all'inizio del secondo tempo da parte del capitano Peppe Savonarola, e adesso potrà prepararsi nel migliore dei modi al prossimo match, il big match, quello di domenica prossima contro la CR Messina. A fine partita sicuramente ha da recriminare mister Ferrara, allenatore del Città di Sant'Agata. Purtroppo io l'avevo messo in preventivo, perché noi qua siamo venuti a giocarci la nostra partita. Purtroppo non voglio parlare mai degli arbitri, perché non ci voglio parlare, perché tutti hanno visto due pesi e due misure. Noi ci alleniamo ogni giorno, un arbitro intanto sovrappeso, perché non era mai vicino all'azione e sempre lontano dall'azione. Noi facciamo sacrifici, penso se vanno in D si devono allenare gli arbitri, non basta venire qua e non allenarsi. E quello è il primo concetto. Poi due pesi e due misure, perché noi veniamo presi sulla prima ammonizione di Strumbo, gli dà uno schiaffo in faccia, una manata, il guardalinea lo vede, fa finta di non vedere e mi ammonisce pure il mio. Secondo tempo Savonarola gli mette le mani in faccia, lo prende per il collo, l'ammonisce Savonarola e ammonisce il mio. Basta, da questo qua. Purtroppo la partita, lo sappiamo, da Cireale è così, preventiva è questa. Quando loro vanno a vedere con chi giocano, la prima cosa che fanno vanno a vedere le piazze, la storia, vince il blasone. Noi, fatto i complimenti ai miei ragazzi, hanno dato tutto, in 10 non abbiamo subito un tiro in porta, queste sono soddisfazioni. Poi non era qua certo che noi cerchiamo i punti, li cerchiamo altrove, però è un peccato perdere così, uscire sconfitti così, dove un episodio che ce l'ha condizionato e se l'è cercato proprio l'arbitro quello. La rabbia del dopo partita purtroppo è questa, perché sentire i ragazzi nello spogliatoio, ripeto, le ho fatti i complimenti, perché i ragazzi hanno dato tutto, hanno fatto una grande partita contro un avversario che stiamo qui a capire che squadra sono, che budget illimitato hanno, quindi venire qua e giocarsela a viso aperto in 10 contro 11 e prendere un gol per l'unica, ripeto, per l'unica superficialità che abbiamo fatto in difesa, per non accorciare prima e non cercare l'anticipo. Purtroppo sono errori di gioventù che in un campo di questo si pagano, però la rabbia è la gestione della partita che ha avuto l'arbitro, una gestione che non ha né testa né coda, quella è la mia rabbia. Poi ci sta che viene dai Cireale e perdi. Un'ultima cosa mister, le condizioni di Davide Dama. Davide è uscito un pochino, ha fatto un movimento brusco, ora vediamo, martedì alla ripresa vediamo, dopo questa ripresa vediamo un pochino, perché sai, partite di queste sul campo in erba, la prima partita, siamo alla terza giornata, voglio dire, e ci sta che ci stanno questi tipi di infortuni, speriamo che non sia una cosa grave, ecco, quello là.
Aspettando il derby con la CR Messina per quanto riguarda la prossima partita, nel frattempo sentiamo le dichiarazioni post partita contro il Città di Sant'Agata di Beppe Pagana, allenatore della Ciriale. Anche oggi non abbiamo subito neanche un tiro in porta. Poi indubbiamente l'espulsione della squadra avversaria ci ha favorito sul dominio del campo, abbiamo messo tante palle in mezzo, abbiamo concluso tante volte da fuori aria, cosa che invece domenica non c'è stata e quindi questa cosa mi è anche piaciuta. E poi a questo tempo siamo stati bravi a trovare in quelle 2 o 3 occasioni lo spunto giusto con Beppe e portiamo a casa 3 punti importanti perché la squadra continua a crescere, la squadra concede poco agli avversari e soprattutto sa soffrire. Alla fine io penso che nel calcio come nella vita chi riesce a soffrire, riesce a lavorare tanto, i risultati li porta a casa. Quindi vanno fatti i complimenti a questi ragazzi. Non dobbiamo dimenticare che siamo solo alla 3ª giornata. Inizialmente tutte le partite saranno difficilissime perché si viene da un lungo periodo di inattività, ma nonostante ciò la squadra continua a crescere e continua ad avere grossi margini di miglioramento. Quindi dal mio punto di vista è stata una partita tosta, una partita sporca, e la squadra ha saputo dimostrare che anche le partite sporche è in grado di saperle fare, quindi per me è una cosa positiva. E adesso parliamo di Biancavilla Licata. La squadra agrigentina si presentava con il piglio di prima in classifica in terra catanese. Il Biancavilla ha dimostrato di avere carattere, di avere comunque una buona qualità tecnica, vince 2-0. Guardiamo gli highlights. Parte il cross di Camaggio, in mezzo esce coi tempi giusti Genovese, arpa la mediana sulla destra, si propone Saverino, attenzione il pallone è lungo per Saverino, vertice destro dell'area, la finta che manda a spasso un attimo il difensore, pallone in mezzo, arriva alle parti di Saverino che prova il tiro a giro, Biancavilla, gara viva, esce Brunetti, coi tempi giusti ruba un ottimo pallone, palla Cannavò, 25 metri, scarica un destro che però è centrale, parte la rincorsa di Bonanno, il cross in mezzo di Carlo, coi tempi giusti anche in maniera pericolosa, Frisenna che con un buon tocco riesce a servire Civilleri in aria, lo stop non è granché, attenzione al tiro che viene arpionato da un difensore, palla Fernandez in mezzo, il fuorigioco, Cannavò i palleggi su Porcaro, palla Civilleri, il tiro masticato, una quasi svirgolata, la rincorsa il numero 29, il tiro a giro, palla che esce di 1 metro in controllo di Carlo, Saverino scarica il mancino, tiro debole, col sinistro su di lui sale Frisenna, pallone ancora a Mazzeo, il cross col tacco ci prova ed è un Eurogol. Questo gol probabilmente andrà visto e rivisto più volte, grandissimo gol di Viglianisi con il tacco al minuto 35, non ha potuto nulla Di Carlo proteso in tuffo, questo signori è un grandissimo gol. Prova a rispondere la squadra gialloblu con Fernandez, punta all'avversario, il cross in mezzo, palla che arriva a Frisenna che prova il tiro secco. Fernandez, buon pallone per Civilleri, 20 metri, scarica il destro e gran parata di Genovese che con un colpo di reni manda sopra la traversa. Con Camaggio il pallone sul primo palo, proprio Civilleri l'allarga e si vanno a praticamente infastidire Guarino e Cannavò e quindi da pochi passi si perde ancora un'altra occasione. Poi pallone a Bonanno, siamo al limite dell'area, palla in mezzo, passa ancora il miracolo di Di Carlo, doppio miracolo, poi Maltese e il gioco fermo, ma cosa ha rischiato il Licata? Con Camaggio che dà uno sguardo in mezzo, il cross lungo verso Guarino che anche questa volta non ci arriva col sinistro, doveva essere una palla da appoggiare a rete, arriva la rincorsa Bonanno, la palla passa sulla deviazione della barriera e costringe all'intervento sul proprio palo Di Carlo. Guarino va a rilanciare, però c'è in anticipo su tutti, Ferrante, pallone lungo, posizione regolare per Bonanno, davanti a Di Carlo, Bonanno, il gol del Biancavilla, non è salita la difesa del Licata, Bonanno ha preso d'infilata la retroguardia gialloblu e cambia il risultato al 19° minuto e 30 secondi della ripresa, segna Bonanno, Biancavilla 2, Licata 0, che patatrac. Randis sulla destra, carica il destro, il fischio dell'arbitro, rincorsa di Sciacca che prova ad aggirare la barriera con un tiro basso che però si perde di poco alla sinistra del palo difeso da Di Carlo. Sale Guarino, il cross centro aria, la rovesciata di Rabbeni, altro intervento in tuffo di Di Carlo e adesso D'Arrigo entra in aria, ci mette ancora una pezza Di Carlo andando a togliere la palla dai piedi di Rabbeni che era pronto a depositare in rete, ma sul pallone triplice fischio, Biancavilla 2, Licata 0, un gol per tempo per i locali che hanno legittimato con un'ottima seconda frazione al cospetto di un Licata remissivo e confusionario un risultato ampiamente meritato.
Tutti contenti, soprattutto dopo la partita, nello spogliatoio del Biancavilla, una vittoria pesante nei confronti di una squadra di grande qualità, qual è appunto il Licata di Campanella. Contento il presidente Furnari, contento anche il direttore generale Santagati, ma contentissimo naturalmente anche mister Basile. Sì, sono contento e soddisfatto della prestazione dei ragazzi, veramente ineccepibile da ogni punto di vista. È una squadra che giorno dopo giorno cresce sempre di più nella sua compattezza, nello spirito di sacrificio, nel volere a tutti i costi raggiungere un risultato. L'abbiamo visto già a Messina, dove veramente non meritavamo una sconfitta così, almeno come è maturata. Non vogliamo alzare polveroni, ma sicuramente meritavamo più di un pareggio. Invece è arrivata una sconfitta. Il calcio è questo, accettiamo il risultato, sapendo però che con questa squadra, ma è agli occhi di tutti, veramente domina al secondo tempo. Veramente questo significa che c'è una grande preparazione atletica, c'è una grande concentrazione, vi è anche la possibilità di avere dei cambi che, ripeto, sono delle prime linee, quindi qua tutti si devono sentire protagonisti perché tutti hanno la possibilità di poter far bene. Sicuramente oggi si è vista una formazione di giocatori che erano all'altezza di poter dare di più. Abbiamo visto anche nel primo tempo potevamo anche fare il 2-0, però abbiamo avuto una squadra di uno spessore elevato come il Licata. Nel secondo tempo abbiamo visto con i cambi del mister che c'è stata tutta una partita a favore nostro, che la squadra avversaria non ci abbiamo permesso di fare niente. Siamo stati bravi e fortunati, ripeto, bravi e fortunati a non subire nessuna rete nel loro momento migliore, e poi, come ha detto lei, il gol ci ha spianato un po' la partita. Sì, è stato veramente un gol sia voluto ma anche molto fortunoso dal nostro capitano, ma è chiaro che quando ci sono queste prestazioni alla fine il gol arriva o di tacco o di piatto davanti alla linea, in qualunque modo arriva. Le vittorie sono tutte importanti, questa naturalmente dà seguito alle prestazioni, perché noi non dimentichiamo che veniamo da 3 ottime prestazioni e aver raggiunto il massimo risultato oggi non fa altro che premiare i ragazzi. Terza sconfitta per il Marina di Ragusa, seppur la prima persa a tavolino contro il Licata. Vittoria per la cittanovese 2-0 contro la squadra di Utro. Ben trovati con Cittanovese e Marina di Ragusa. Total Red, inserti gialli per la Cittanovese, in blu e inserti rossi invece il Marina di Ragusa, padroni di casa pericolosi al settimo. Calcio punizione di Lonigro, nessun problema per Pellegrino. Al 12° Fabio Bossa perde il pallone, l'ex ACR apre il tentativo dalla distanza da parte di Dorato, che però sfiora solamente il palo. Al 22° è Cosenza ad attivare Miceli sulla destra, il tentativo in diagonale fa la barba al palo. Minuto 35, prima chance anche per il Marina di Ragusa con la sfera in area di rigore. Baldè frena, prova a mettere all'indietro per Schisciano, gli dà subito il pallone, Baldè va col mancino, viene deviato da Miceli in calcio d'angolo. Al 38° Cosenza attiva Petrucci sulla destra, il pallone in area di rigore, Silenzi si gira potente, il suo tentativo di tiro cross allontanato in calcio d'angolo. 44° Cittanovese arrembante dalla destra, Lonigro al cross, la spizzata di Dorato, arriva al volo Cristian Silenzi e batte Pellegrino. Si è sbloccato il risultato al Monreale Brodo, la rete del figlio d'arte Cristian Silenzi, che dunque piega il Marina di Ragusa proprio allo scadere della prima frazione. Duplice fischio di lì a poco, il Marina tiene fino allo scadere e poi cede sotto il colpo di Silenzi. Partiamo col film della ripresa che si apre al 57°, ancora in avanti la Cittanovese. È il solito Lonigro ad occuparsi del calcio di punizione e mettere sul secondo palo, dove arriva Cosenza. Alza però troppo la mira con questa incornata. Minuto 60, espulsione in casa Marina, che rimane dunque in 10 uomini, ma sfiora il gol con Baldè. Azione personale dalla destra e poi clamoroso il tentativo che viene respinto dal portiere. 75°, rete che viene sfiorata da Viola, che rientra e col mancino prova il secondo palo non trovandolo. 80°, azione di rimessa laterale, Silenzi stoppa, Silenzi fa crollare la porta del Monreale Brodo e doppietta per il calciatore della Cittanovese, che dunque trascina i giallorossi molto probabilmente alla vittoria sul Marina di Ragusa. Clamorosa la potenza con cui ha scagliato questo tentativo il giovane Silenzi. 82°, però non si arrende il Marina, attenzione da 40 metri, pugna
Puglisi, clamoroso il tentativo del difensore che piega le mani di Latella, che mette però in corner all'84esimo ancora Marina con Brunetti, trova solamente il fondo. Triplice fischio allora al Monreale Prodo, la città novese va a 4 punti in classifica in attesa di recuperare il turno contro il Rendi. Il Marina di Ragusa invece resta a 0, un cordiale saluto e alla prossima. È un San Luca che non ti aspetti, sbanca a Roccella e si porta a 6 punti, quindi a ridosso del primo posto in classifica. Passiamo al film di questa sfida grazie alle immagini a cura di Stefano Marra. Prima emozione al 20esimo con i giallorossi vicini al vantaggio, l'azione in verticale è manovrata e può liberare al tentativo Vargas, ma l'attaccante franco argentino trova la strada sbarrata da Scuffia. Risposta del Roccella con il tentativo mancino ma centrale che fa solo il solletico a Caceco. Scorriamo fino al 42esimo, azione di contropiede del Roccella con Carrozza che si può involare in area di rigore, atterrato da Caceco. Massima punizione per la formazione locale. Sul punto di battuta si presenta lo stesso ex Football Club Messina, Alessandro Carrozza, a tu per tu con Caceco, va Carrozza e spiazza Caceco per il vantaggio del Roccella. Cambia il parziale al Ninetto Muscolo, la rete di Alessandro Carrozza che sblocca il derby della costa ionica calabrese, ancora una volta costretta a inseguire la formazione di Mister Cozza che non si perde d'animo qui, però Scuffia riesce agevolmente ad arrivare su questo pallone. Scorriamo fino agli ultimi istanti della prima frazione di gioco, prova con questa manovra avvolgente il San Luca a farsi notare in avanti. Vargas prende il fondo a destra, crossa dentro, riesce a liberare l'area di rigore. Il Roccella segue solo il duplice fischio del direttore di gara Deusanio di Faenza. Squadre negli spogliatoi sul parziale di 1-0 per il Roccella, costretta ancora una volta a pescare dalla panchina allora Mister Cozza. Dentro Marchionna per Jaim, Pelle per Nagore e Spinaci per Cotroneo. Passiamo allora al film della ripresa, la prima occasione di marca ospite con il tentativo che però non può impensierire Scuffia, il quale fa sua la sfera su questo tentativo dal limite. Al 49esimo però cambia l'inerzia di questa sfida sugli sviluppi infatti di un corner, l'ultimo arrivato Pezzati porta il San Luca sull'1-1, l'incornata è vincente e ristabilisce la parità del punteggio. La rete di Pezzati per il San Luca in risposta all'iniziale vantaggio di Carrozza, subito titolare e subito in rete il difensore di Mister Cozza. Dalla battuta che ne consegue accade l'imponderabile, il Roccella prova a girare palla, un rinvio fortuito sui piedi di Marchionna che elude l'intervento di Scuffia per il vantaggio del San Luca. Incredibile, al Ninetto Muscolo la ribaltata in maniera quantomeno fortunosa la formazione giallorossa, galvanizzata ora dal vantaggio col cross di Levegue sul secondo palo, ci mette ancora una volta una pezza Scuffia. Scorriamo fino al 75esimo, palla in area, agevolmente in presa però Caceco si accartoccia sul pallone. San Luca che risponde con il tentativo dal limite di Marchionna, l'ultimo arrivato già andato in rete, impegna Scuffia in questa presa centrale. Al minuto 78 palla in area di rigore, il sombrero va a superare Pelle che tocca il pallone con la mano, ancora una volta massima punizione decretata dal direttore di gara Deusanio. Dagli 11 metri si presenta ancora Alessandro Carrozza, si impegna Caceco per arrivare su questo pallone ma non può nulla sul tentativo potente e preciso dell'ex Football Club Messina, doppietta per lui, 2-2 al Ninetto Muscolo. Non finiscono qui però le emozioni del derby calabro, 90+3, palla in profondità sul quale si avventa Bruzzaniti, atterrato da Coluccio, indica il dischetto per la terza volta il direttore di gara Deusanio. Calcio di rigore e conseguente espulsione per il numero 6 locale. Sul punto di battuta della massima punizione si presenta il numero 10 e capitano Carbone, a tu per tu con Scuffia proprio allo scadere va Carbone, la prima volta in Serie D per la prima storica vittoria in trasferta del San Luca. Termina così al Ninetto Muscolo, Roccella, San Luca è già storia. La ribalta di nuovo la formazione di Mister Ciccio Cozza, aggiudicandosi il derby calabrese. Si preannuncia sicuramente molto interessante la lotta al vertice in questo girone I del campionato di Serie D. Momentaneamente la Ciriale in vetta con 7 punti, ma alle sue spalle premono già altre squadre. Chiudiamo dunque con il campionato di Serie D ed apriamo il campionato di eccellenza.
Partiamo subito con il girone A e subito c'è la conferma per Akragas e Canicattì, tra l'altro il Canicattì vincente nello scontro diretto contro il Pro Favara. Guardiamo i risultati. Cus Palermo Nissa è stata rinviata al 21 ottobre, Canicattì batte Pro Favara 1-0, Don Carlo Missilmeri batte Castellammare 2-1, Casteltermini Dolce Onorio Folgore 0-0, Marsala Oratorio San Ciro e San Giorgio 1-1, Akragas batte Monreale 3-0, San Cataldese batte Parmonval 1-0 ed infine vittoria del Mazzara 2-1 a Sciacca contro l'Unitas. Come vi avevo già anticipato, in testa troviamo Akragas e Canicattì, a punteggio pieno 12 punti, a seguire San Cataldese 10 punti, Mazzara, Don Carlo Misilmeri e Pro Favara 9 punti, Casteltermini 4, Monreale 3, Marsala, Oratorio San Ciro e San Giorgio, Nissa, Dolce Onorio Folgore 2, Unitas Sciacca Castellammare 1, Cus Palermo 0 punti. Il tabellino di domenica prossima, domenica 18 ottobre, questi gli incontri. Akragas a San Cataldese, Casteltermini Canicattì, Dolce Onorio Folgore Marsala, Don Carlo Misilmeri Unitas Sciacca, Mazzara Pro Favara, Nissa Castellammare, Oratorio San Ciro e San Giorgio Monreale, Parmonval Cus Palermo. Ed iniziamo subito con le immagini del gol vincente del Canicattì, 1-0 nei confronti del Pro Favara con questo grande gol di Denis Di Mercurio. Non ci poteva essere esordio migliore, sono tornato a vestire la maglia che ho vestito per gli ultimi 2 anni e sono contento di averlo fatto con un gol che ha deciso la partita. Senti Denis, cosa ti ha spinto a ritornare a Canicattì? Ma sicuramente la società è una società seria, ambiziosa, anche se nel loro piccolo non è stato come 2 anni fa che con un budget ridotto, quindi c'è sempre ambizione a fare bene, si lavora bene con professionalità e quindi è questo che mi ha spinto a ritornare. Dove può arrivare questo Canicattì, Dennis? No, noi pensiamo partita per partita e dobbiamo avere la mentalità da squadra vincente e poi tirare le somme alla fine. Sapevamo che era una partita difficile, però alla fine l'abbiamo spuntata attraverso un Eurogol, ma era questo il dettaglio della partita, un Eurogol, qualche piazzato, questo ha fatto la differenza, per fortuna ha fatto la differenza per noi. I nuovi si sono integrati alla perfezione, uno su tutti, Denis Di Mercurio, autore al 33esimo del secondo tempo di un Eurogol, come dicevi tu. Sì, vabbè, ma Dennis è integrato bene nei nostri sistemi di gioco, anche perché ce l'ha avuto l'anno scorso e sa quello che deve fare. E poi sperando che il prossimo anno la società e anche i tifosi canicattinesi riescono ad avere la squadra in città, a questo benedetto campo, e avere il loro sostegno e regalare tantissime soddisfazioni a loro. Ci dispiace soltanto vedere in questo periodo i tifosi non partecipare alle partite, ci dispiace vederli dietro la collinetta a vedere le partite, però credo che siano contenti per come stiamo lottando e sudando questa maglia. Vince e convince la Don Carlo Misilmeri 2-1 contro il Castellammare. Pallone giocato in avanti qui dal Castellammare che la perde e allora accetta con la palla in profondità per D'Agostino, il quale va con la volée ma non trova la porta dopo pochi minuti. Don Carlo che insiste con l'attacco qui sull'asse D'Agostino e Mercanti. Il triangolo che si chiude, l'attaccante va sul fondo, Cascione è battuto, ma la palla attraversa tutto lo specchio della porta. Ancora Don Carlo che insiste, ha fatto la squadra biancorossa la partita, ancora con Accetta, un assist fantastico. Qui Mercanti per Albeggiano, il quale non è freddo a sufficienza per battere Cascione. Insiste la formazione biancorossa, qui ancora Tarantino che innesca la giocata in avanti della Don Carlo, questa volta Albeggiano fa la sponda per Serio, il quale impegna severamente Antonio Cascione, ex di turno. Ma veniamo al secondo tempo, 14° minuto, calcio di punizione per la formazione di mister Tomasello, alla battuta Totò Accetta, lo stacco imperioso, vincente è di Riccardo Pellegrino, il quale festeggia nel migliore dei modi la fascia di capitano, la prima in campionato, a discapito dell'infortunato Cerniglia. È l'esultanza di Riccardo Pellegrino che va subito in panchina, va ad abbracciare Giacomo D'Agostino e abbraccia tutti i suoi compagni. Don Carlo che insiste, qui la palla in profondità ancora di Pellegrino per Mercanti, il quale non calibra bene il suo tiro con il destro.
Qui però l'azione del 2-0, ancora sponde Albeggiano, la connection con Serio funziona, Jackie il Pirata segna la sesta perla del suo campionato e soprattutto 4 minuti dopo il gol del vantaggio porta i suoi sul 2-0 e anche qui l'abbraccio tra i compagni. Don Carlo che gioca un secondo tempo ai limiti della perfezione e qui colpisce l'incrocio dei pali con Cristian Lorè, ben imbeccato ancora da Serio su calcio d'angolo. Nel proseguo dell'azione Mercanti manda fuori il tiro di controbalzo. Qui ancora una volta la Don Carlo che recupera un bel pallone, bravo Albeggiano nello scippo a Capitan Cardinale. Mercanti ne salta uno, ne salta due, ne salta tre, incrocia col sinistro, inchioda sui guantoni di Cascione che poi è bravo anche sulla ribattuta. E veniamo al gol del Castellammare, cross di Riccardo Tarantino, l'anticipo di Ivan Tarantino sull'ottimo Mattiolo, un ottimo debutto per lui, palla che si insacca. Per fortuna della Don Carlo non cambierà il risultato, anche perché l'assalto dei biancoblù di Mister Chico non porta nessun effetto, anzi nel finale c'è spazio per altre occasioni per la squadra di Mister Tomasello, come questa che stiamo per vedere, l'assist di Albeggiano. Serio non ci arriva Mercanti che ancora una volta inchioda Cascione, ma questa volta non trova la porta. Ancora Mercanti, questa volta da assistman per Albeggiano che da pochi passi si fa ipnotizzare da Cascione, ma alla fine vince la Don Carlo Misilmeri. Terza vittoria consecutiva per i biancorossi di Tomasello. Siamo contenti nonostante diciamo, il patema finale, nel senso che abbiamo avuto paura perché è una partita dominata che si poteva chiudere molto prima, siamo andati sul 2-0, non abbiamo fatto il 3-0 e poi c'è stato questo episodio fortuito dell'autogol. Però ci sta, dico, i ragazzi sono stati bravi anche poi a gestire anche questo stress finale, sono molto contento per i ragazzi perché prima della partita avevo detto loro che questo era un passaggio importante per la nostra crescita, una vittoria esterna in questo campo significa tanto e quindi sono contento perché dà ulteriore morale a questo gruppo e sono convinto che continueremo a lavorare ancora meglio ora. Finisce 1-1 l'incontro tra Marsala e Dolce Onorio Folgore. Stiamo guardando le due reti che hanno permesso ad entrambi di guadagnare un punto che certamente fa classifica soprattutto per l'oratorio San Ciro e San Giorgio. E passiamo adesso alla vittoria sonante 3-0 dell'Acragas nei confronti del Monreale. Abbiamo sentito a fine gara i due allenatori. Intanto le partite vanno giocate col cuore. E quindi è una cosa importante vedere che questi ragazzi non si risparmiano e mettono tutte le energie. Poi a questo associa anche l'aspetto tecnico e allora lì deve venire fuori il lavoro che svolgi durante la settimana. Stiamo facendo abbastanza bene, oggi rispetto alle altre volte abbiamo esteso la nostra buona prestazione anche nel secondo tempo e quindi diciamo che sono soddisfatto, però sono consapevole del fatto che ci si può sempre migliorare, quindi dobbiamo stare lì sul pezzo e dare continuità a quello che stiamo facendo adesso. Il nostro campionato non lo dobbiamo fare rincorrendo l'Acragas sicuramente, ma io sono contento dei miei ragazzi perché stanno facendo un ottimo lavoro e si stanno sacrificando tanto. L'obiettivo è la salvezza? Assolutamente sì, il nostro obiettivo è la salvezza, siamo una squadra, una società umile che lavora per fare crescere i giovani e ne abbiamo molti interessanti. Domenica prossima scontro al vertice tra San Cataldese e Acragas. La squadra di Settineri andrà a far visita alla capolista Acragas, attualmente distanziata di 2 punti. Nel frattempo la stessa San Cataldese domenica si è liberata con un secco 1-0 di una coreacea Parmonval. Sentiamo le dichiarazioni dopo la partita. Volevo concernere l'intervista oggi per alcuni messaggi da lanciare alla città, quale l'apertura degli stadi, far conoscere il nostro pensiero e anche la situazione stadio Valentino Mezzola, a ribadire, però non lo voglio fare, non voglio entrare in polemica, di questi teatrini che si vedono su Facebook per lo stadio. La verità, tu lo sai, si devono sentire 2 campane, per ora abbiamo sentito solo una versione, bisogna sentire la verità, cioè la campana di chi realmente fa
di chi realmente mette mani nel portafoglio per tenere lo stadio aperto, di chi realmente lavora da 2 anni a questa parte per l'apertura dello stadio, perché lo teniamo aperto grazie all'intervento mio come San Cataldese e Lirio Orlando come Master Pro. Altri personaggi non ne conosciamo, oltre ai commissari che hanno tanto rispetto, abbiamo capito le loro ragioni, però non voglio entrare in merito e fare una polemica in tal senso. Oggi è una squadra che ho variato in corsa, tutti sono disponibili e sono fortunato da questo punto di vista perché il gruppo è forte, lo dimostra chi entra, cerca di dare il proprio contributo alla grande. Anche oggi ho cambiato, ho fatto esordire un ragazzino 2003 e non è facile entrare in una partita del genere, ha fatto il suo e quindi cresce e continuiamo a crescere tutta l'idea. Per questo dico grazie alla società che ci fa stare bene, ai direttori che sono sempre presenti e si respira un clima veramente positivo. Per il resto noi abbiamo intrapreso un percorso senza un fine, cioè un obiettivo che deve essere per forza chissà che. Noi interessa che ci siamo, che lo dimostriamo ogni giorno nel campo, sia negli allenamenti ma soprattutto nelle gare. Non abbiamo mollato, fino all'ultimo siamo stati in corsa. Secondo me poteva essere un risultato anche più ampio, francamente per le occasioni avute. Credo che il gol sia quello annullato è nettamente regolare, ma ci sta. Sbagliamo noi, sbagliano gli arbitri nettamente. È un arbitro catapultato da un'altra regione, magari ha visto una partita maschia e quindi non è facile gestirla. Sì, una partita molto nervosa, sin dai primi minuti, l'abbiamo visto nel primo tempo. Siamo rientrati nello spogliatoio, ci siamo detti tra compagni di stare tranquilli e giocare, lo abbiamo fatto, credo lo abbiamo fatto anche il secondo tempo in maniera come noi sappiamo fare. Poi è arrivato questo gol all'80esimo, 85esimo e siamo stati bravi a sbloccarla. Sono felicissimo di questo gol, ma la felicità più grande è che abbiamo vinto questa partita perché è un gruppo fantastico e ce lo meritavamo. Nella zona alta di questa classifica, parliamo sempre del girone A, troviamo il Mazara, un Mazara che con grande qualità tecnica ha resettato ancora una volta dopo l'ennesimo cambio alla guida tecnica. Mazara che vince contro l'Unitas Sciacca 2-1, stiamo guardando le 2 reti, e che permette sicuramente alla squadra trapanese di rimanere comunque sempre una delle candidate alla vittoria finale di questo girone A, appunto del campionato di eccellenza. A fine partita abbiamo sentito il bomber cortese e Davide Locascio. Noi sapevamo che non era assolutamente una partita facile questa per noi, perché andavamo a incontrare una squadra organizzata, una squadra che veniva da risultati un po' negativi, quindi aveva voglia di rivalsa. Siamo riusciti a vincerla, credo, con merito. Il nostro obiettivo era quello di riuscire a portare 3 punti a casa, anche perché nelle ultime settimane c'è stato un po' di maremoto, si può dire, ma neanche, c'è stato un po' chi va, chi viene, quindi adesso quello che mi interessa è cercare di trovare la serenità e la tranquillità per lavorare bene ogni settimana. Intanto oggi era importantissimo vincere perché comunque abbiamo passato una settimana un po' così turbolenta, no? E quindi praticamente questa vittoria è stata fatta soprattutto per dare forza a noi come squadra e soprattutto allo staff e società, che è una cosa veramente importantissima, quindi una vittoria di tutti, noi e pure la società e tutto. Attendendo a questo punto lo scontro al vertice tra Akragas e San Cataldese, chiudiamo dunque il girone A del campionato di eccellenza e parliamo adesso del girone B. Quarta vittoria di seguito per il Giarre, assoluta leader di questo girone B del campionato di eccellenza. Guardiamo il tabellino dei risultati. Igea 1946 batte Acicatena 2-0, Virtus Ispica batte Atletico Catania 3-1, Enna batte Acquedolci 1-0, Giarre batte Carlentini 5-1, Ionica Catania San Pio X 2-2.
pareggio tra Santa Croce e Real Siracusa Belvedere, vittoria del Siracusa 3-1 contro il Ragusa ed infine ennesima vittoria fuori casa dell'Aci Sant'Antonio 2-0 contro il Palazzolo. Si riprende la squadra di Giuseppe Furnari dopo la sconfitta in casa contro il Siracusa, vince 2-0 contro la Cicatena. L'Igea torna prontamente alla vittoria e lo fa sbancando il polivalente di Aci Catena per 2-0. Decidono la sfida i gol di Assenzio nel primo tempo e Anthony Genovese al 95esimo, 3 punti di fondamentale importanza per i barcellonesi di Peppe Furnari, che si portano in classifica a quota 9 al secondo posto in compagnia di Santa Croce e Aci Sant'Antonio, con il Giare capolista distante 3 lunghezze. Una gara che si è giocata a porte chiuse, ma i tifosi dell'Aci Catena non sono voluti mancare all'appuntamento e da una collinetta sono riusciti a seguire le gesta della propria squadra. Una gara che per 32 minuti non ha regalato praticamente alcuna emozione, poi al 33esimo si infiamma il match con la punizione affidata al destro di Roberto Assenzio, che costringe ad un super intervento in angolo il portiere Fiducia. Dal successivo angolo di Ferraù il pallone arriva sulla testa di Assenzio, che anticipa tutti e mette alle spalle del numero 1 biancorosso il pallone, che di fatto porta in vantaggio la formazione giallorossa. Per Roberto Assenzio è il secondo gol in campionato. La Cicatena però non ci sta e al minuto 39 potrebbe pervenire al pareggio quando De Manuele imbuca in aria per Licata, che trova però un monumentale Lo Monaco, che è bravo a mettere il pallone in angolo. Dal corner che ne segue la formazione biancorossa reclama anche la concessione di un calcio di rigore, ma il direttore di gara, il signor Salerno di Catania, concede invece calcio di punizione alla formazione barcellonese. Con le nostre immagini ci spostiamo nel secondo tempo, una ripresa che si apre subito con la formazione di casa pericolosa, con la battuta da parte di Licata che chiama alla parata il portiere Lo Monaco. Insiste ancora la formazione di Francesco Migneco con la bella giocata di Spitaleri, che però poi non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. La risposta dell'Igea al minuto 21 con il neoentrato Bucolo, che manda di poco al lato il suo mancino. Poi la punizione calciata dal solito Assenzio con la palla che colpisce la barriera e per poco non inganna il portiere Fiducia. Igea che reclama anche la concessione di un rigore al minuto 75 su Bucolo, ma il fischietto catanese anche in questa occasione lascia proseguire. Una Cicatena che però nel finale tenta il forcing disperato e al minuto 80 la botta da parte di Castelli chiama ancora ad un super intervento il portiere Lo Monaco. 2 minuti più tardi si fa male il centrocampista barcellonese Francesco Crifò. Al suo posto Peppe Furnari manda in campo il difensore Sciotto. Poi però al 95esimo, in azione di contropiede, l'Igea chiude la pratica a Cicatena con la conclusione di Ferraù, che colpisce il palo, e sulla ribattuta il neoentrato Anthony Genovese è più lesto di tutti a mettere il pallone in fondo alla rete, facendo così a Cicatena 0, Igea 2 e primo gol in campionato per il capitano giallorosso. Non succede praticamente più nulla. Igea dunque che esce vittoriosa dal polivalente. Per i giallorossi è la terza vittoria in campionato, mentre la Cicatena rimane ultima in classifica con 0 punti e conosce di fatto la quarta sconfitta consecutiva. Lo scontro più importante in questo girone B del campionato di eccellenza era sicuramente quello che vedeva di fronte il Giarre contro la rivelazione Carlentini. Sono già partite le immagini della vittoria sonante della squadra di Cacciola, che è partita fortissima già al terzo minuto con Iraci, con il raddoppio di Concialdi, e poi anche con un'altra ennesima rete di Iraci giunta al 31esimo. Nel secondo tempo la stessa squadra ha continuato a macinare gioco, al 18esimo eccolo qua il gol di Agudiak, ed infine quinta rete di Cocimano al 36esimo. Il gol della bandiera per il Carlentini giunge al 39esimo ad opera di Caruso. Abbiamo sentito al termine della partita mister Cacciola, che si gode solitario la vetta di questo girone B del campionato di eccellenza. Sì, andavamo alla ricerca di certezze, di
di cercare di chiudere la partita, perché nelle partite scorse secondo me su questo un attimino siamo venuti meno, perciò abbiamo lavorato in settimana bene, abbiamo preparato la partita e poi i ragazzi sono stati bravi sia nell'approccio che poi nella gestione della partita, perciò complimenti a tutti. È la quarta partita, la quarta finale che vinciamo, ma il cammino ancora è lungo e già da domani siamo di nuovo in campo per preparare la partita di Coppa di mercoledì. Tanta amarezza, ma la convinzione comunque di essere una buona squadra anche attraverso le parole del presidente Gaetano Vinci e le parole di Vittorio Iemma. Parliamo del Carlentini che comunque torna con i piedi per terra e attende il prossimo incontro per riprendere quota. Sì, oggi una sconfitta 5-1 che magari nel risultato, nel compito finale magari è un po' esagerata. Abbiamo preso 2 gol a freddo che sicuramente il primo ci ha tagliato le gambe. Non siamo entrati chiaramente con la mentalità giusta e con la usuale grinta in campo. Poi dopo il primo gol un pochettino non abbiamo trovato la giusta concentrazione come in altre gare. E niente, da già chiaramente una sconfitta ci sta, mi dispiace per il 5-1, magari se fosse stata in maniera minore sarebbe stata più facilmente assorbibile. Però ci fa capire che dobbiamo sudare tanto, dobbiamo faticare. Ora ci aspetta una settimana intensa di allenamenti per poi affrontare la prossima partita in casa e ritornare ai Carlentini che eravamo fino a oggi. Risultato suonante, devo dire anche meritato dal Giarre, che era sicuramente un avversario superiore, un avversario che sicuramente non ci sorprende la sconfitta, però devo dire che lascia un amaro in bocca perché oggi non ho visto il Carlentini voglioso e combattivo delle ultime giornate, quindi forse magari questa scoppola servirà per capire che dobbiamo stare con i piedi per terra e il nostro è un altro tipo di obiettivo, un altro tipo di campionato. Quindi se noi perdiamo il mordente, la voglia di lottare su ogni pallone, di lottare da collettivo, di essere più grintosi e iniziamo a pensare di essere un altro tipo di squadra, poi può incappare in questo tipo di giornate. Pareggia in casa invece la Ionica, 2-2 con il Catania San Pio X, che finalmente conquista il suo primo punto in questa stagione. Stadio Valerio Bacigalupo in Taormina con la quarta giornata del campionato di eccellenza. Al sesto minuto Mascalucia che parte fortissimo con Pedrullo Perranno, pallone in verticale dove c'è Bacè, riesce a saltare Rasimienko, Bacè mette dentro, arriva il tap-in da parte di Scarlata ed è subito vantaggio del Mascalucia San Pio contro la Ionica, azione ben manovrata, il pallone dentro dove Scarlata non aveva marcature, ha dovuto solamente depositare in rete al 10º, reazione da parte della Ionica, qui il Mascalucia infatti perde il pallone e lo recupera Smiroldo che mette per Gagliardo, Gagliardo prende il fondo, il cross dentro, chiede il fallo con la mano la Ionica, in questo caso rivediamo meglio il tocco da parte di Scalia, non viene però sanzionato dal direttore di gara. Passiamo allora al 12º con Soué che riconquista il pallone su errato rinvio del Mascalucia, cerca il mancino, impegna il portiere che però para in presa bassa. Al 15º è Smiroldo che trova il pallone dopo la rimessa laterale, cerca il mancino, per poco non trova il Gioli dalla distanza. Al 20º azione insistita alla sinistra della Ionica, Soué riesce a liberare il tentativo dal limite dell'area, mette però il pallone fuori. Minuto 23, si fa rivedere il Mascalucia in avanti con Bacè che trova Pedrullo, si gira in un fazzoletto Pedrullo, finta il tiro, poi col sinistro la deviazione, Romano deve metterci una pezza per allontanare il pericolo. Al 30º però attenzione al calcio di punizione della Ionica, sfera che viene scodellata in area di rigore, c'è una spinta e stavolta sì, calcio di rigore, indica il dischetto il direttore di gara. Ionica che alla ghiotta occasione di trovare il gol del pareggio sul punto di battuta si presenta Max Gagliardo,
si aspetta il fischio, parte il centrocampista argentino, viene però ipnotizzato dal portiere avversario romano, si resta sullo 0-1 al Valerio Bacigalupo, ma la Ionica adesso pressa e lo fa in maniera incisiva con Soué che prova a girarsi, ancora un calcio di rigore nel giro di 1 minuto e il secondo sanzionato dal direttore di gara, stavolta Max Gagliardo, il numero 7, non può proprio sbagliare, parte la sua rincorsa e gonfia la rete in maniera potente e centrale, 1-1 al Valerio Bacigalupo. Taormina arriva il gol che va a riequilibrare il risultato, lo segna Max Gagliardo e sarà anche l'ultima occasione del primo tempo, amici della Wisport. Divertente al Valerio Bacigalupo la partita tra Ionica e Mascalucia San Pio, da una parte il gol realizzato al 6° minuto da Scarlata, dall'altra il rigore di Max Gagliardo al 60°, protesta in casa Mascalucia che per questo atterramento presunto tale da parte di Max Erasimienko voleva il calcio di rigore su Ranno, nulla in questo caso per l'arbitro designato di questo match al 63°, ancora Mascalucia in avanti con il solito Ranno, uno dei migliori dei suoi come accade spesso in questo inizio stagione, cross dentro, il colpo di testa tra le braccia di Romano, 2 minuti dopo rimessa laterale, Soué col colpo di testa, Romano ancora decisivo per mettere il pallone fuori al 68°, Max Gagliardo passa in mezzo a 2, riesce a guadagnare il fondo, mette dentro un tiro cross potentissimo, la deviazione di Esposito però non è concreta verso la porta, 74°, esce Alessio Savoca, dentro Salimbeni, 80°, esce Soué dentro la Forgia, 83°, ultimi assalti per la Ionica con Esposito che mette per Max Gagliardo, il tentativo viene ribattuto, Esposito col mezzo esterno ed è 2-1 della Ionica, gran gol del giovanissimo attaccante Esposito, si scatena al Valerio Bacigalupo di Taormina, la rimonta per la Ionica è completata, adesso è 2-1 ma le emozioni non sono assolutamente finite perché un minuto più tardi c'è un lancio lungo a cercare Lopresti in area di rigore, Eceverria tocca, allontana, ci prova Petrullo che si coordina perfettamente ed è 2-2, escalation di emozioni in questo finale di partita tra Ionica e Mascalucia San Pio, da una parte Esposito, dall'altra Petrullo, 85°, risponde la Ionica con Gagliardo che supera il diretto avversario, Gagliardo si vuole coordinare per l'esterno, Romano in qualche modo in presa pallavolistica allontana il pericolo, triplice fischio al Valerio Bacigalupo di Taormina, partita emozionantissima tra Ionica e Mascalucia San Pio che va in archivio. Sono arrivate invece delle conferme nello scontro tra Santa Croce e Real Siracusa Belvedere. Buon pomeriggio gentili sportivi, queste immagini vi giungono dallo stadio Kennedy di Santa Croce dove i locali del Cigno e il Real Siracusa Belvedere stanno per fare il loro ingresso in campo, gara valida per la 4ª giornata di andata del Girone B di Eccellenza, una gara importante soprattutto per la formazione aretusea a caccia ancora del primo successo, anche se la gara di oggi si preannuncia abbastanza impegnativa. Si gioca nel silenzio surreale dello stadio Kennedy, subito Miraglia si impossessa della palla con il pressing alto, va Miraglia il destro, attenzione al portiere latino che rischia qualcosa, il Santa Croce torna in possesso di palla, il tiro e la rete del numero 7 di Rosa, ma Ruiz col mancino, palla in mezzo e dentro direttamente da calcio di punizione, Ruiz col sinistro ha sorpreso tutti, la palla è passata in mezzo all'area di rigore, si è andata a infilare all'altezza del secondo palo, Real che raddrizza l'incontro al 19° con Capitan Ruiz, palla per Di Rosa sulla sinistra, il traversone in mezzo e poi riesce a metterla dentro ancora la squadra di casa. Ma ancora l'1 contro 1, il traversone delizioso in mezzo di testa di Domenico, ma c'è ancora il Santa Croce con la conclusione di Di Rosa che impegna a terra latino. Pronto a calciare il primo pallone di questo secondo tempo, fischio che arriva adesso e anche noi facciamo partire il cronometro. Spinelli che allarga subito su Di Domenico. Floridia prova il traversone basso, ci mette la gamba Saraceno e poi il gran destro. E il gol di Minte, 3-1. Ancora Miraglia, prova all'1-2 di Domenico. Può andare al traversone, un tiro cross palla in mezzo. Silla, in vantaggio su tutti. Anticipato, viene messo giù. E addirittura c'è il rosso. C'è il rosso per Silla per questo fallo. Ha sbagliato Silla, poteva darla indietro al portiere. Il cross basso, palla che passa e lì. E poi dentro, e gol, sì, e rete, 3-2
ha segnato il Real Siracusa su Mischia. Leone in aria, Leone per il Santa Croce, il tiro, grande latino, ci mette la mano destra e devia in calcio d'angolo, si arrabbia la panchina del Real, voleva il fuorigioco. Prova il destro, Arestia respinge il portiere latino. Ma ancora lì il pallone, palla in mezzo, bisogna allontanarlo in qualche modo di Domenico, ma c'è Leone, tiro rimpallato ancora, Leone, latino, succede di tutto. Di Rosa, in aria, Di Rosa, avanza, Di Rosa, Murato, e poi la palla è lì, incredibile, tutto regolare, palla alzata a campanile. E finisce qui, dopo 4 minuti di recupero. Chi invece continua a vincere anche fuori casa è l'Aci Sant'Antonio, che batte 2-0 il Palazzolo. E ancora Giannaula, l'artefice sicuramente di questi 3 punti pesantissimi, segna al 30° e poi raddoppio nella parte conclusiva dell'incontro al 49°. Sentiamo a fine partita a questo punto anche le dichiarazioni di mister Alfio Torrisi. La cosa che non mi è piaciuta è l'approccio alla gara. Una squadra come la nostra non può permettersi il lusso di concedere 30 minuti all'avversario, a livello soprattutto psicologico e mentale, perché abbiamo fatto un approccio alla gara disastroso, convinti che la gara era una gara semplice e che addirittura avevamo vinto già sul pullman. Questo è un aspetto che dobbiamo sicuramente e immediatamente migliorare, perché con questi approcci non si va da nessuna parte. Siamo stati fortunati perché grazie a Cernigliaro, che in 2 interventi è stato veramente bravo e ha tenuto il risultato sullo 0-0 facendo 2 interventi veramente importanti, andare sotto in un ambiente del genere come quello di oggi poteva anche farci perdere la gara e la testa. Però lavoreremo su questo, io in primis probabilmente non sono stato bravo a trasmettere l'importanza della gara alla squadra, e quindi io il primo devo migliorare sotto questo punto di vista, probabilmente miglioreremo insieme, lavoreremo insieme sotto questo aspetto, perché io voglio la Sant'Antonio che è scesa in campo il secondo tempo, con l'intensità mentale giusta, con la voglia giusta, dimostrando di essere per 50 minuti a sud del campo, rischiando più volte di fare gol e poi alla fine vincendo anche una partita, ripeto, che secondo me ci sta tutta. Domenica prossima Giarre fuori casa, mentre giocherà in casa l'Aci Sant'Antonio contro il Santa Croce, e non sarà una partita facile. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco rientreremo in studio e parleremo del campionato di promozione. Pasticcerie Nisi, fa l'arancino dove ero catanisi, la 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 la, comandano la devi e l'anziani, pistacchio coragù e muligiani, cannoli carico, tanzighi danza, vanno a rigare la dovanza. Nisi, pasticcerie Nisi, convince a tutti, magari all'indecisi. La 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 la. Tavola calda e pasticceria ti fanno stare sempre in allegria. Colazione fai ogni mattina, un bello panzerotto e una treccina. Nisi, pasticceria Nisi, che sono prodotti ti fa passare la crisi. La 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 la.
Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo puntualmente in onda ogni martedì sera alle 21 con la replica seguitissima dopo la mezzanotte del mercoledì, così come molto cliccata la versione on demand sulla pagina Facebook di Penalty. Una puntata oggi particolarmente interessante, l'ho già anticipato nella parte iniziale, e concluderemo la nostra puntata odierna con la visione degli highlights riguardanti la finale del 37esimo torneo nazionale giovanissimi Beppe Viola, che si è disputata la scorsa settimana. Ringrazio ancora una volta Rete Oro, ma soprattutto il direttore di Sport in Oro, Raffaele Minichino. Parliamo del campionato di promozione e subito il tabellino del Girone A. Casteldaccia batte Sporting Termini 3-0. Città di Caltanissetta batte Super Giovane Castelbuono 1-0. Città di Carini batte Fulgatore 1-0. Camarat Città di San Vito Lo Capo 0-0. Rinviata al 21 ottobre Lascari Master Pro Calcio. Partinica Audace batte Raffadali 2-1 ed infine pareggio nello scontro al vertice tra Mazzarese.2 e Resultana San Lorenzo. Risultato finale 2-2. Ha riposato il Villabate. In classifica abbiamo la Mazzarese.2, Camarat e Città di Caltanissetta con 10 punti, Casteldaccia 9, Resultana San Lorenzo, Città di San Vito Lo Capo 7, Città di Carini, Fulgatore, Lascari e Partinica Audace 4, Villabate 2, Sporting Termini, Master Pro Calcio, Super Giovane Castelbuono 1 punto, chiude la classifica il Raffadali. Città di Caltanissetta 1-0 nei confronti della Super Giovane Castelbuono. Questo che stiamo vedendo è il gol di Mattia Aliu. E a fine partita abbiamo sentito anche le parole di mister Sferrazza. Oltre a lui anche Mattia Aliu, autore del gol vincente. No, è stata, come hai detto tu, una partita spigolosa perché abbiamo incontrato un ottimo Castelbuono, ben organizzato, è venuto a giocarsi la partita a viso aperto. D'altronde noi venivamo da un pareggio fuori casa e volevamo fare i 3 punti. Devo dire che la partita la potevamo vincere come l'abbiamo vinta, ma la potevamo anche perdere, devo dire le cose giuste. Poi abbiamo sprecato tanto sia il primo tempo che il secondo, con tanti tiri fuori la porta. Infatti il portiere avversario l'abbiamo impegnato pochino. Devo fare un plauso ai ragazzi, a tutti, dal portiere a chi è subentrato anche nel secondo tempo, perché hanno dato il massimo e questa è la seconda volta che andiamo in rete al 90esimo, vuol dire che la condizione è buona, ottimale. Sì, sono sceso categoria quest'anno, sono venuto qui a Caltanissetta, visto le persone che ci sono attorno a noi, che ci vogliono bene e ci trattano come dei figli giorno dopo giorno. Hanno un progetto a lungo termine, la cosa più importante al giorno d'oggi era questa, per me, per la mia serenità mentale, calcistica e umana. Possiamo dire solamente che io sono sceso categoria per stare ad alti fondi, a livelli alti, non per stare a bassi fondi, e stiamo mantenendo questa promessa. Era la partita più attesa in questo girone A del campionato di promozione e finita 2-2 tra Mazzarese.2 e Resultana San Lorenzo. Guardiamo gli highlights. Amici del campionato di promozione, appassionati del Resultana San Lorenzo, un caloroso benvenuto a tutti qui da Mazzara, dallo stadio Nino Vaccara. Un solo uomo in barriera, Khaled mette in mezzo Schiavo con la testa ad anticipare l'avversario, poi Corsino si scontra con l'avversario ma la palla è ancora nero-rosa e ancora del Resultana San Lorenzo che la porta avanti con Giovenco. Clemente lo fa correre, Giovenco in aria, calcio di rigore per il Resultana San Lorenzo, si attende soltanto il fischio. Cala il silenzio, parte Clemente e 1-0, Resultana San Lorenzo la sblocca dagli 11 metri. Giampiero Clemente supera l'avversario, Rustico, bella imbucata per Elton, Tinnirello la parata ma si alza la bandierina. Giovenco fa invece tutto da solo, entra ancora in aria, Giovenco può andare al tiro, Clemente trova dietro Rosone, dribbling ancora dietro Rosone che guadagna il fondo sul secondo palo, duro
non trova lo specchio della porta, non trova la precisione. Peppe Duro col colpo di testa sul secondo palo finisce il primo tempo con una palla gol pazzesca. Con il pallone verso Vitale, lancio lungo, Rallo salta, poi Clemente va a pescare l'ennesima perla. Giampiero Clemente calcia al volo alle spalle di Giacomo Rustico e questo è un gran gol. Giovenco rischia qualcosa in mezzo a due, regala palla a Drago, poi ancora giocano bene, Pisciotta, il gol della Mazzarese, la riaprono quelli di casa con Pisciotta che conclude dalla distanza con il destro e la insiste ancora in avanti la Mazzarese con Costa che ripiega, poi Di Franco trova l'ultima deviazione della Mazzarese e calcio di rigore per la Mazzarese. Calcio di rigore per la Mazzarese. Rustico contro Tinnirello, la rincorsa del 9. Parte Rustico! Intuisce Tinnirello, ma la palla finisce in rete. 2-2. Palla il 10 della Mazzarese. Apertura, occhia in Peduglia. La parata di Tinnirello e poi tutto solo Pisciotta. Ma in posizione di fuorigioco. Gol annullato, gol annullato. Rinvio lunghissimo e può bastare così. Triplice fischio del direttore di gara, finisce con il risultato di 2-2 dopo 5 minuti di recupero. Complimenti alle due compagini, partita accesissima, partita che conferma le qualità per entrambe le squadre. Parliamo adesso del girone B. Ben due partite rinviate in questa terza giornata del campionato di promozione. Guardiamo il tabellino: Due Torri Pro Falcone 1-1, Gangi batte Sant'Angiolese 2-0, Gescal Nuova Rinascita 3-3, Milazzo batte Gioiosa 3-1, Nuova Azzurra batte Torrenovese 2-0. Le partite Sinagra Messana e Stefanese Castelluccese sono state rinviate al 21 di ottobre. Ha riposato il Rocca Acquedolci. Si riprende il Milazzo che ritorna a correre, vince in casa 3-1 contro il Gioiosa. Guardiamo il servizio. Quarta giornata del campionato di promozione al Marco Salmeri di Milazzo. Si affrontano Milazzo contro Polisportiva Gioiosa. La prima opportunità è per i padroni di casa con questo pallone in aria, colpo di testa di Leo. Fin troppo centrali, quindi facile la presa per Marco Caserta. Gioiosa che cerca la reazione dalla distanza da fuori aria con Pasquale. La conclusione però è fin troppo alta sopra la traversa di Foti. Milazzo però si ripresenta in avanti con questo sinistro smorzato di recupero, facile presa anche stavolta per Caserta. Insidiosa invece la conclusione, tagliata radente dalla distanza di Laquidara, bravo, intuffa ancora Caserta. Episodio sul finale di primo tempo che cambia il match, Presti di sinistro trova il braccio di Regina e calcio di rigore per il Milazzo. Dal dischetto si presenta Capitan Matinella, spiazzato Caserta, pallone sotto l'incrocio e 1-0 per il Milazzo. Freddissimo qui Matinella, grande freddezza, grande esperienza in questo calcio di rigore. Squadre che vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-0 in favore del Milazzo. Mister Catalfamo cerca di cambiare qualcosa, ma la prima occasione è ancora per il Milazzo con un super intervento di Caserta. L'ingresso di Ceraulo dà freschezza all'attacco del Gioiosa. Pasquale finisce giù in area di rigore del Milazzo, nessun dubbio per l'arbitro Massari, e calcio di rigore per il Gioiosa, episodio che potrebbe cambiare ancora una volta le sorti del match. Dal dischetto si presenta Sidoti, sfida con Foti ed è gol, pallone che spiazza il portiere. Si era tuffato stavolta Foti, è stato bravo Sidoti a aspettare il tuffo del portiere e a metterla in mezzo. Facile dunque il pareggio del Gioiosa sul calcio di rigore, pallone che poi viene allargato, Milazzo che si porta ancora una volta in avanti, allarga troppo il braccio Oddo ed è calcio di rigore in favore del Milazzo. Ancora una volta dunque il terzo tiro dal dischetto del match, ancora una volta Matinella, stavolta non spiazza Caserta ma comunque super efficace la sua conclusione, lo batte. Era stato comunque molto bravo Caserta a intuire, ma rigore che si infila a fil di palo, quasi imparabile per il portiere del Gioiosa.
Allora il neoentrato Totolucca, una grande opportunità, sceglie però il primo palo, non incrocia, così bravissimo Foti riesce a intervenire ed evitare il gol. Ancora Milazzo in avanti con un altro neoentrato, Arena, cerca il diagonale, non ci arriva Caserta, anche in questo caso però sfiora solamente il palo. Punizione per il Gioiosa, Cipriano sul primo palo, grande intervento con coraggio di Foti. Poi l'episodio che cambia ancora una volta il match, su una rimessa laterale dubbia si accende una mischia. 4 rossi, tra cui l'allenatore Caragliano del Milazzo più Pasquale, Arena e Ceraulo, quindi in 9 il Gioiosa contro i 10 del Milazzo che dunque al 90° riesce a trovare il tapin vincente su questa mischia in area del Gioiosa. È Di Bella il più lesto a trovare il 3-1, partita dunque virtualmente chiusa con questo 3-1 del Milazzo, che in superiorità numerica deve solo gestire sul finale. Qui rivediamo il gol di Di Bella sul primo liscio da parte di Recupero che poi con la grande velocità che lo contraddistingue per poco non trova anche il poker, qui però spreca pallone troppo alto, finisce qui dunque triplice fischio, il Milazzo vince per 3-1 sulla Polisportiva Gioiosa. Classifica un po' frastagliata, troppe partite da recuperare, vedremo cosa succederà nelle prossime domeniche. Voltiamo pagina, adesso campionato di promozione, girone C. Anche qui 2 partite di grande qualità sono state rinviate, guardiamo intanto il tabellino. Le 2 partite rinviate sono Atletico Messina e Belpasso FC, nonché anche FC Motta, città di Mister Bianco. Gli altri risultati: Atletico 1994 Scordia 1-1, città di Taormina batte Leonfortese 5-0, vittoria del Ciclope Bronte 4-2 contro il San Gregorio, Mister Bianco batte Valdinisi 2-1 ed infine pareggio tra Sporting Via Grande e Catane Soccer 0-0, ha riposato il città di Calatabiano. In classifica conferma del città di Taormina, in testa con 12 punti, Atletico 1994 10 punti, Belpasso FC, Mister Bianco, FC Motta, Leonfortese e San Gregorio 6 punti, Sporting Via Grande, Scordia 4 punti, città di Mister Bianco, Atletico Messina, città di Calatabiano, Ciclope Bronte e Valdinisi 3 punti, chiude la classifica il fanalino di coda Catane Soccer con 1 punto. Iniziamo subito con le immagini, pareggio che un po' frena la corsa dell'Atletico 1994 che pareggia in casa 1-1 con lo Scordia. Domenica di testa coda per l'Atletico 1994 che torna al Bonaiuto Somma di Mascalucia, riaperto al pubblico da una settimana. A freddo, rossazzurri di Scordia piuttosto aggressivi, buona Pasqua, sale in pressing, Atletico ancora in fase di assestamento, Desi si divora lo 0-1, campanelli di allarme da quelle parti. Marsiglia va ad accentrare l'asse del gioco, atletista, La Piana, confeziona, lo affianca Mazzamuto che prova la sorpresa, cannata, chiude l'angolo. Dalla bandierina, Milazzo irrompe Guagliè che poi si incarta davanti al muro ospite, occasione in fumo al quarto d'ora. Idem poco dopo, stavolta la tentata finalizzazione è di testa e non va. 27esimo, Provenzano ci mette l'esperienza per rompere l'iniziativa avversaria, la retroguardia atenea si dimentica di Vitellino che scatta senza oppositori, l'ultimo che prova a fermarlo è Florio, Vitellino lo scarta e lo Scordia è in vantaggio, gol dello 0-1 poco prima della mezz'ora. Pericolosissimi gli ospiti, buona Pasqua, scorge a destra Vitellino, palla in mezzo per la corrente Desi, litiga col pallone e di conseguenza con la porta, ma i brividi attraversano i gialli locali che necessitano di un cambio di passo nell'immediato. E allora il segnale della riscossa viene lanciato da 2 trascinatori, Minutola al piazzato, Ardizzone in gioco aereo. Segnali incoraggianti di reazione di fronte a un avversario che si è lasciato alle spalle gli incubi e i gol a grappoli incassati a settembre e ha nel suo bagaglio l'intraprendenza di un certo Vitellino che vuole di nuovo fare male, stavolta col rasoterra da fuori. Graziano Di Benedetto abbassa la saracinesca all'intervallo. Si riparte con un cambio, dentro Loris Caruso, fuori Marsiglia e così Zagami va sull'out basso di sinistra, correzione in corsa di Signorelli. 7° sul cronometro, Ardizzone costruisce, Lorenzino Milazzo di fronte a Provenzano che lo fronteggia così con un intervento da penalty. Proteste Gimnica,
Milazzo molto intelligente e astuto nel cercarsi un rigore di esperienza, lui un classe 2003. La paglia di Enna indica senza remore il dischetto. Roberto Mazzamuto, cecchino infallibile, fa 1-1 al minuto 8 della ripresa. Ed è parità ristabilita tra Atletico 94 e Scordia. Padroni di casa che ricominciano. Ardizzone e Minutola duettano in mezzo al campo. La Piana di sponda su Zagami che allunga troppo l'assist di ritorno. Ed il pallone si spegne dalle parti del portiere Cannata. Minutola va a caccia di compagni. Sul secondo palo Zagami è partito con un secondo di ritardo. Solo fondo campo. Quindi Milazzo ne porta a spasso 2 sul lato corto dell'area. A rimorchio Caruso. Cross immediato per la testa di Ardizzone, ci arriva prima Cannata. Attenzione allo Scordia che verticalizza con una rapidità efficace, catena di sinistra. Vitellino rinnova il duello con la difesa atletista, il diagonale c'è, una rasoiata che per poco non crea disastri al risultato. Caruso, la rincorre la Piana che cerca spazio, sale Mazzamuto in suo aiuto. Guadagna il fondo, palla in mezzo, Ardizzone ancora anticipato, stavolta a terra. Gimnica di altra marcia da sinistra, ed ecco un'altra bisaglia, stavolta è un traversone alto per Desi che manca il bersaglio. Sinito intanto fa valere la sua freschezza su questo campanile di Gueye, inganna il neoentrato, la Spina la gioca tutta di sinistro per aggirare l'ostacolo e presentarsi davanti a Cannata che ringrazia per la bassa energia di Sinito, costretto a mangiarsi le mani. Caruso, il cross con lifting, Zagami in corsa, la manda fuori, era offside però assolutamente da mettere in taccuino questa giocata. Gueye va su Bonelli, tutto l'Atletico in avanti, Bonelli ha spazio con tanto di controbalzo, con il sinistro, palo sfiorato a 5 dalla fine. Milazzo, corto su Fichera, c'è un muro umano davanti a Zagami che però ci mette del suo per non spingerla dentro. Risultato nulla di fatto al sopraggiungere del 90. Ancora Milazzo crea scompiglio sulla tre quarti, si allarga, non passa il filtro e allora la Piana, spalle alla porta, non c'è spazio, indietro su Caruso, alto. Fichera deve inventarsi qualcosa per scardinare il bunker. La Piana, Milazzo si va in orizzontale, gioco forza, Caruso ancora al tentativo, stavolta raso. Prevedibile. Finisce così alla buon aiuto somma di Mascalucia. Finale Atletico 1994 e Gimnica Scordia 1-1. Anche in questo girone troppe partite rinviate, pertanto attendiamo il recupero di questi incontri per avere una classifica un po' più chiara, più dettagliata, senza nulla togliere chiaramente alla conferma della città di Taormina. L'Uvito ha sicuramente sin qui disputato un inizio di stagione travolgente. Parliamo adesso del Belpasso FC e lo facciamo con questo servizio speciale dedicato alla scuola calcio. Vogliamo raccontare il calcio dilettantistico siciliano. Oggi vi presentiamo il Belpasso FC, che ritorna dopo qualche anno di assenza nel campionato di promozione e da quest'anno ritorna con un'impegnativa scuola calcio diretta dal professor Prezzavento.
c'è tanto da lavorare sempre, ogni anno, anche quest'anno un po' è una scommessa, no? Perché si ricomincia in una realtà importante come quella di Belpasso. Hai detto bene, si ricomincia, infatti stiamo ricominciando da capo e pare che i numeri cominciano a crescere. L'obiettivo a questo punto chiaramente è quello di far crescere nel gioco anche tanti bambini. Numero uno, il nostro obiettivo è, come ha detto anche l'altra sera, è un obiettivo di tipo educativo, formativo e di crescita dei ragazzini, sia dal punto di vista caratteriale, ma anche dal punto di vista comportamentale, con le regole e tutto il resto, perché domani adesso stiamo cominciando a fare le riunioni anche dei genitori, delle famiglie, spieghiamo quello che vogliamo fare durante l'anno e una delle cose più importanti è questo della crescita dei bambini. Di associarci a questa agenzia educativa che sono le famiglie, che non siamo solo noi, veramente, la scuola, noi e la famiglia. Molti non si aspettavano questo tipo di preparazione all'anno dal punto di vista sociale, come abbiamo detto prima, e gli sembrava una cosa strana, ma in effetti questa è la nostra funzione, far crescere i ragazzini per il domani, quindi gli uomini di domani chiaramente, e quindi chiaramente devono avere le regole, il rispetto degli altri, l'aspetto educativo come abbiamo detto e le regole. E quando parliamo di regole, professore, possiamo anche parlare un po' di agonismo, quantomeno nel campionato allievi e un po' nel campionato giovanissimi, oppure esageriamo nella parola? No, diciamo che nel campionato allievi già comincia a esserci la questione del risultato, l'aspetto agonistico, un po' nei giovanissimi, ma in quelli più piccoli si bada molto al gioco reale, quindi tutto quello che si deve fare per poter giocare questo gioco. Quindi tutti i principi tecnici, sia di tipo personale, ma che dal punto di vista collettivo. Ma la vittoria non è obbligatoria, anche se ci spingono il fatto della scuola calcio d'elite, fare i risultati, essere primi. Ma questo in quelli grandi. Nei piccolini si bada molto non sul risultato, ma sull'aspetto formativo di saper giocare a calcio, quindi si parte dalla basso, l'aspetto motorio, coordinativo, poi il gesto tecnico, poi i giochi piccoli, poi i giochi più grandi, fino a quando si cresce alla fine, questo è poi l'iter. Vedo un luccichio nei suoi occhi, passano gli anni, dietro alle spalle tantissime esperienze, tantissime squadre, ma il professore Prezzavento ha la stessa energia di almeno 30 anni fa. Se voglio stare qui è così. Non so se hai visto stasera, ho giocato con i bambini, io vado a terra, mi rotolo, gioco, rido, tutte queste cose qua. Ed è una cosa che mi sta dentro il cuore. Per me stare con i ragazzi, dopo l'insegnamento che ho avuto, per me era la vita, e quindi chiaramente faccio tutto per loro, naturalmente, anche dal punto di vista personale come esempio. Dario Gangemi, allenatore degli esordienti della scuola calcio Belpasso FC, si ricomincia con tanta voglia, non soltanto da parte degli allenatori ma anche dei bambini. Certo, i ragazzi hanno iniziato con un'ottima voglia, si stanno impegnando per questo inizio, nonostante le difficoltà che abbiamo avuto l'anno scorso. Piano piano si ricomincia, l'importante è che quest'anno si divertono, che crescono calcisticamente. Quest'anno anche c'è la novità del professore Prezzavento che ci sta guidando noi tecnici al fine di far crescere al meglio sia calcisticamente che dal punto di vista educativo questi ragazzi, e chiaramente farli divertire e poi chissà mai avere qualche risultato ottimo.
chiaramente non si vede con il risultato del campo ma col divertimento dei ragazzi. Qual è il quesito più ricorrente che pongono ad un allenatore i ragazzini degli esordienti? Allora, la cosa che mi piace di più dei ragazzi è proprio questa partecipazione dal punto di vista non solo calcistico ma anche delle domande che mi fanno. Molto spesso, non dico quando non riconoscono l'utilità di un allenamento, per esempio il perché di un determinato allenamento, soprattutto mi fa capire che i ragazzi fanno degli allenamenti non tanto per farli ma proprio per capire come si va a fare all'interno di una partita ciò che noi proviamo in allenamento. Questa è la cosa che di più mi chiedono e più mi fa piacere proprio vedere il loro interesse. Siamo tutti un po' contenti, in modo particolare i bambini, perché principalmente l'obiettivo è quello di farli divertire. E già di questo, se noi riusciamo ad raggiungere questo obiettivo, noi già siamo soddisfatti. E per di più i genitori di tanto in tanto vengono a guardare, vengono a vedere, ci fanno qualche complimento e per noi la nostra gratificazione maggiore è che i genitori ci fanno dei complimenti, perché i bambini li vedono crescere tatticamente, tecnicamente, e noi ne siamo gioiosi. Questo è quello che noi volevamo raggiungere. Tra l'altro, insomma, i pulcini sono una categoria che sembra uno spartiacque, no? Dai piccoli calci ai piccoli amici a quello che poi dopo diventerà il ruolo nei giovanissimi e negli esordienti. È proprio vero, ci troviamo nel mezzo fra i primi calci, quello che poi praticamente cominciano a toccare il pallone, e fra gli esordienti che già devono inquadrarsi come ruoli, come gestione della difesa, centrocampo e attacco. Quindi già dai pulcini in poi si cerca di trasmettergli non solo le doti tecniche e tattiche, ma anche le posizioni in campo. Quindi difesa, cioè già cominciamo a parlare di 3-3 perché giocano a 9, oppure 3-2-1 che giocano a 6, e in base a come giocano cerchiamo di trasmettergli già i principi basilari e ce la mettiamo tutta. Poi noi da parte nostra ci facciamo tutto il possibile, poi magari forse qualcuno non risponde, qualcuno risponde meglio, qualcuno risponde meno, ma l'obiettivo è quello di che loro si divertano. Il campionato giovanissimi regionali quest'anno per il Belpasso è sicuramente un impegno importante. Siamo con il giovane allenatore Enrico Gangemi, esperienza importante quella dei regionali, campionato super impegnativo. Sì, è un campionato importante, però da parte nostra c'è la voglia di fare bene, di crescere e soprattutto di far divertire i ragazzi, che è la cosa più importante ed è, credo, l'obiettivo principale che per questa stagione. Sappiamo il valore e l'impegno di questo campionato, ma noi non saremo da meno. Abbiamo un gruppo che in parte già ha fatto un'esperienza lo scorso anno insieme ai 2005 nel campionato regionali con me alla direzione tecnica, e quest'anno siamo convinti con i ragazzi usciti dalla scuola calcio e i nuovi ragazzi che hanno deciso di sposare il nostro progetto, che faremo sicuramente bene anche quest'anno. C'è anche il campionato dedicato ai giovanissimi sperimentali. Questa è la dimostrazione che sicuramente il Belpasso in questo momento dispone anche di una quantità considerevole di ragazzi che vogliono giocare a pallone. Sì, esatto. La cosa importante in queste categorie, nel dilettantismo in generale, in particolar modo in Sicilia, è lavorare bene con la scuola calcio. Il campionato giovanissimi sperimentali che ha come guida tecnica il mister Enzo Cuppone. È un campionato importante soprattutto per far fare esperienze ai ragazzi che escono dalla scuola calcio e i ragazzi primo anno giovanissimi. È un campionato che noi, ripeto, noi non guardiamo il risultato in questo campionato, guardiamo la crescita che i ragazzi vanno a fare durante il corso dell'anno per prepararli ad affrontare un campionato importante come quello giovanissimi regionali. È la volta di conoscere l'allenatore degli allievi regionali che disputerà un campionato sicuramente molto impegnativo. Siamo con Alessandro Di Emanuele,
Alessandro, sarà un campionato difficile, lo sanno tutti, il campionato allievi regionali è impegnativo, ci vuole costanza, ci vuole tanto allenamento. Il nostro è un campionato difficile, troviamo nel nostro girone compagini molto blasonate, troviamo squadre che l'anno scorso hanno fatto bene, qualcuno ha fatto pure benissimo vincendo il torneo. Siamo qua, ho un gruppo nuovo, un gruppo di ragazzi per lo più 2005, però lavoriamo su questo gruppo che è un buon gruppo e che sicuramente dà la soddisfazione alla città di Belpasso. Tra l'altro, lavorando sui 2005 puoi pensare anche di costruire poi un progetto anche per la prossima stagione. Sicuramente sì, quello è pure una nostra intenzione, naturalmente facendo giocare del 2005 diciamo sotto anno a confronto con il 2004, sicuramente l'anno prossimo così rimanendo ci ritroveremo già un punto in vantaggio rispetto a qualcun altro. Un sogno nel cassetto per Alessandro? Bella questa domanda, Sì, una domanda bella. Alessandro vuole fare bene intanto a Belpasso, sicuramente. Il sogno è quello di... non amo tanto sognare, amo più vivere giornalmente, nel senso che mi sento di dire che più farò bene con questo gruppo e più avrò raggiunto il mio sogno per quest'anno. Poi quello che verrà, chi vivrà vedrà. È la volta adesso di Guglielmo Malgeri, allenatore della Juniores, che lo scorso anno era arrivata a un passo dalla finale, poi il Covid ha bloccato tutto. Da quella partita ultima che avete disputato riparte comunque il nuovo progetto, appunto 2021, di questo Belpasso. Sì, ripartiamo da quella situazione che purtroppo ci ha, diciamo, in parte penalizzato. Abbiamo qualche ragazzo ancora dell'anno scorso, ma molti nuovi inserimenti, quindi diciamo che l'80% della squadra sarà composta da tutti i nuovi ragazzi che vengono da varie società, alcune da qui da Belpasso stesso, molti ragazzi della zona, quindi speriamo di riuscire a ripeterci sul filo dell'anno scorso, diciamo. Tra l'altro, insomma, conosciamo benissimo la realtà di Belpasso, un territorio fertile sotto questo punto di vista, tra l'altro con una tradizione, sappiamo la storia del Belpasso, riproporsi cominciando anche da un buon settore giovanile sicuramente è un passo importante. Sicuramente, la società quest'anno ha puntato tantissimo sul settore giovanile, quindi partiamo dai più piccoli, dai primi calci, abbiamo praticamente tutte le categorie e quindi penso che in una piazza importante ci debba essere una società importante e il Belpasso FC sta diventando importante grazie ai giovani. Complimenti al Belpasso FC che ha sicuramente creato le basi giuste sia per la prima squadra ma anche e soprattutto per il settore giovanile. Adesso voltiamo pagina e parliamo del quarto e conclusivo girone del campionato di promozione. È il momento di parlare del girone D. Groviglio di squadre in testa, guardiamo comunque i risultati di domenica. Armerina batte Vittoria 2020 2-0, pareggio tra Avola e Don Bosco 1-1. Priolo Gargallo batte Frigentini 1-0, Megara Mazzarone 0-0, rinviata al 21 ottobre Modica Gela,
Città di Comiso batte RG 1-0. Rinviata pure Sporting Eubea Città di Canicattini al 28 di ottobre. Ha riposato lo Scicli. In classifica troviamo il Megara insieme a Mazzarrone, Priolo Gargallo e Città di Comiso con 7 punti. Sporting Eubea ed RG 6 punti. Calcio Avola 5, Vittoria 4, Scicli, Gela FC, Modica, Città di Canicattini, Armerina e Frigintini 3 punti. Chiude la classifica Don Bosco 2000 1 punto. È finita 0-0 invece il big match tra Megara e Mazzarrone, due tra le squadre candidate alla vittoria finale. Megarello de Augusta, quarta giornata del girone D di promozione siciliana. Il Megara di Mister Gallo ospitava il Mazzarrone Calcio, entrambe reduci dalla vittoria. Le due formazioni 2-1 sul campo del Priolo Gargallo per i neroverdi, 5-1. Questo il rotondo risultato della compagine giallorossa. Quando possiamo passare, grazie all'immagine a cura di Isidoro Raciti, a raccontarvi del film di questa sfida. Latitano le emozioni, dobbiamo scorrere fino al 24esimo per il primo squillo del Megara con questo gioco a due tra Sollano e Carbonaro che libera quest'ultimo al tentativo, facilmente neutralizzato dall'estremo difensore. Parla bene, contro il C contro il V, questa volta Carbonaro va direttamente sul secondo palo dove Cardile non riesce a correggere le spalle dell'estremo difensore giallorosso. E questa l'ultima emozione del primo tempo, duplice fischio e gara avara di occasioni da rete, squadre negli spogliatoi sul risultato d'occhiali. Serve qualcosa in più ai neroverdi di Mister Gallo per sbloccare questa sfida. Nella ripresa prova a pescare infatti subito dalla panchina energie fresche con Pandolfo che va a rilevare Saraceno al minuto 51. Non cambierà però lo spartito di questa sfida, polveri bagnate per entrambe le formazioni. Al 55esimo si fa notare subito il neoentrato sulla sventagliata parabolica di Pasqualicchio, largo di poco il suo tentativo col destro. Al minuto 70 ancora cambi per i megaresi con Sollano che lascia posto a Messina. 11 minuti più tardi scampoli di gara anche per Busso ed Astuto che rilevano rispettivamente Di Mauro e Metallo. Gioco molto contrato, Bozzanga allora prova ad illuminare nel buio servendo Carbonaro. Il tentativo del numero 7 e capitano megarese trova però solo l'esterno della rete. 2 minuti per mettersi in evidenza nel finale a disposizione di La Ferla che va a prendere il posto proprio di Carbonaro al minuto 88. Non accadrà null'altro di rilevante, triplice fischio al Megarello. Si dividono la posta Megara e Mazzarrone in una gara a dir poco avara di emozioni. Appuntamento allora fra 2 settimane sempre dal Megarello di Augusta per approfondire la sfida della formazione di Mister Gallo. Un saluto e alla prossima! Ancora 4 squadre in vetta in questo girone D del campionato di promozione, su tutte sicuramente Megara e Mazzarone accreditate tra le favorite alla vittoria finale. Abbiamo chiuso con il campionato di promozione, voltiamo pagina e parliamo dei gironi del campionato di prima categoria. Subito i risultati del girone A. Custonaci batte Alba Alcom 1-0, Altofonte batte Valderice 2-1, Città di Cinisi batte San Giorgio Piana 1-0, Erice Borgo Cia batte Petrosino 5-1, pareggio tra Giardinellese e Balestrate 2-2 ed infine il Carenze batte Castellammare Calcio 3-0, ha riposato il Palermo Calcio Popolare. In classifica a punteggio pieno troviamo l'Altofonte con 6 punti, a seguire Città di Cinisi, Custonaci e di Carenze con 4 punti. Parliamo del girone B, questi i risultati. Aspra batte Città di Petralia Sottana 5-0, Bagheria batte Calcarelli 4-1, vittoria fuori casa del Geraci 1-0 contro il Città di Petralia Soprana, Real Suttano batte Città di Castellana 3-2, rinviata al 21 ottobre Real Trabia, Real Casale. Ed infine vittoria 3-0 del Città di Casteldaccia contro il San Mauro Castelverde, ha riposato il Valle d'Olmo. In classifica a punteggio pieno con 6 punti troviamo 3 squadre, Bagheria, Aspra e Real Suttano. A seguire Geraci, Città di Petralia Soprana, Città di Casteldaccia e Città di Castellana con 3 punti. 2 le squadre in vetta invece nel girone C, questi risultati. Aluntina e San Fratello 2-2, 4 partite rinviate, Città di Mistretta Sfarandina, Nasitana Città di Galati, Rosbarino Futura ed infine Tortorici Stefano Catania. Gli altri risultati hanno visto la Pro Orlandina pareggiare in casa contro il Furnari Portorosa 1-1,
ed infine Longi batte Umbertina 2-1. Classifica sicuramente molto incompleta, ma in vetta in questo momento troviamo Furnari Portorosa e Pro Orlandina con 4 punti. A seguire Sfarandina, Stefano Catania e Longi con 3. Nel girone D invece è il Melas ad essere l'unico capolista. Questi risultati: Monforte San Giorgio batte Folgore Milazzo 3-0, PGS Luce batte Lipari 7-0, Promende Juvelina è stata rinviata in data 28 ottobre, Riviera Nord Melas 3-3, Rodi Milici batte Orsa 2-1 ed infine Saponarese batte Valle del Mela 1-0, ha riposato Aquila. In classifica il Melas con 4 punti e a seguire tutte le altre: PGS Luce, Promende, Lipari, Monforte San Giorgio, Saponarese e Rodi Milici con 3 punti. E adesso voltiamo pagina, parliamo del girone E. Questi gli incontri: Sant'Alessio batte a Cibonaccorsi 3-2, Campanarazzo batte Adrano 1-0. Rinviati a data da destinarsi gli incontri Acron Savoca New Randazzo e Riposto Calcio RSC Riposto. Rinviata invece in data 21 ottobre la partita Real Sud Nino Di Blasi Casalvecchio. Gli altri risultati hanno visto il Furci pareggiare in casa con il Giardini Naxos 1-1 ed infine Guardia Fiume di Nisi 1-1. In classifica, momentaneamente solitario, il Sant'Alessio con 6 punti. A seguire Giardini Naxos e Campanarazzo con 4. Seconda giornata anche nel girone F, questi i risultati. Lavinaio batte Cremisi Scicli 4-3. Pro Chiaramonte batte Leo Soccer 2-0. Città di Caltagirone batte Atletico Santa Croce 2-1. New Pozzallo batte Portopalo 7-1. Pareggio tra Pro Ragusa e Pachino 1-1. Ed infine Rinascita batte Vizzini 1-0, ha riposato il Villaggio Sant'Agata. In testa troviamo la corazzata Pozzallo, insieme a Lavinaio e Rinascita Netina, tutte e 3 a 6 punti. A seguire Cremisi Scicli, Città di Caltagirone, Atletico Santa Croce e Pro Chiaramonte 3 punti. L'ultimo girone, il girone G, questi risultati: Atletico Favara batte Sommatinese 2-0, Atletico Gorgonia batte Nicosia 3-0, Branciforti Agira 4-0, Don Bosco Mussomeli Ravanusa 1-1, Gemini batte Empedoclina 1-0 ed infine Villarosa batte Sant'Anna Enna 1-0, ha riposato l'SC Gela. In classifica l'accoppiata Atletico Favara Villarosa con 6 punti, a seguire SC Gela, Atletico Gorgonia, Sant'Anna Enna, Nicosia, Branciforti e Gemini con 3 punti. Abbiamo dunque concluso anche con i tabellini dei 7 gironi del campionato di prima categoria e, come avevo anticipato proprio in apertura, adesso concludiamo la nostra puntata con gli highlights riguardanti la finale del 37esimo torneo nazionale categoria giovanissimi Beppe Viola. Meno di 30 minuti e sarà Grifone Monteverde Romulea, la finalissima della 37esima edizione del torneo Beppe Viola. Siamo in diretta dall'Academy Sports Center in via di Sette Bagni 340. Chi vi parla è Simone Capone della redazione di Sport in Oro in compagnia di Alessandro Bastianelli. Prima di entrare in campo sono gli arbitri di questa finale, la terna. L'arbitro è Simone Spagnoli della sezione di Tivoli, gli assistenti numero 1 Eleonora Negro di Roma 1 e Leonardo Degli Abbati, assistente numero 2, sempre della sezione di Roma 1. I ragazzi ora stanno guadagnando l'ingresso in campo, ingresso all'americana, così lo potremmo chiamare, contingentato, quindi nel rispetto delle norme Covid, ma all'americana, con Giorgio Attolico che chiama i ragazzi 1 ad 1, nome e cognome, e guadagnano l'ingresso in campo Romulea in divisa blu, calzoncini amaranto e calzettoni amaranto oro, mentre total white per il Grifone Monteverde, ad eccezione dei calzettoni rossi. Le squadre stanno entrando in campo. Alessandro, è importante ricordare anche che al termine delle premiazioni, come sempre, sorpresa finale, lo spettacolo pirotecnico di Piro Fantasy di Massimiliano De Santis illuminerà il cielo di via di Sette Bagni. Un'occhiata al cronometro, inizia ora la finale del 37esimo torneo Beppe Viola. Calcio d'angolo, traiettoria a rientrare verso la porta di Giorgio, il pallone rimane lì, la conclusione a botta sicura, un difensore si oppone, ci aveva provato Del Bono. Sono in 5 a saltare per la Romulea, parte Campagna, teso direttamente in porta, Di Giorgio con i pugni alza il pallone, punizione
Fischia Spagnoli, la finta di Giuffrida, va Scravaglieri in porta, pallone alto, non ha preso il giro giusto. Il fischio di Spagnoli, parte Barna con il destro, conclusione potente ma imprecisa. 4 in barriera, stavolta fa finta di calciare Scravaglieri, Giuffrida, incrocio dei pali sul tap-in, Pompili trova credo un altro legno, incredibile, doppio palo del Grifone, poi arriva Bertini che mette tutti d'accordo, ma che punizione Giuffrida, eccola. Tanto sfortunato quanto bravo Giuffrida perché ha tirato un calcio di posizione perfetto, e poi sfortunato anche Pompili sulla ribattuta perché ha preso il palo, forse è andato troppo sicuro sul pallone, è mancata la cattiveria da parte del numero 11, l'avesse preso un po' più forte sarebbe entrata, però Grifone è davvero vicinissima al gol, che punizione Giuffrida. Poi il rinvio della Romulia, e su questo calcio da parte di un giocatore amaranto oro arriva il duplice fischio di Spagnoli. Intervallo tra Grifone, Monteverde e Romulia, 0-0 al termine di questi primi 40 minuti, partenza sprint, poi fase di studio. Una finale in piena regola, Simone, emozioni a sprazzi, squadre che si sono contenute, che hanno tenuto la concentrazione molto alta. Era difficile segnare in questo primo tempo con 2 difese così ben registrate, soprattutto quella della Romulia che si è comportata benissimo. Il Grifone è andato un po' in difficoltà, specialmente nei minuti iniziali e intorno a metà della partita, ma Di Giorgio è stato molto bravo ad uscire coi pugni, a sbrigliare alcune situazioni fondamentali. Oltretutto va detto che sebbene non sia stata brillantissima, il Grifone Monteverde, la squadra di guida, è quella che andava più vicino al gol, quel doppio legno che insomma ancora chiede vendetta. In zona interviste, quindi in zona mista, il bomber Bruno Giordano. Eccoci sì, con Bruno Giordano che sta assistendo a questa finalissima. Innanzitutto è un grande piacere averti qui con noi, Bruno. Che livello di calcio stai vedendo? No, un bel livello, sinceramente non me l'aspettavo, non lo dico perché sono qua, perché ho visto dei ragazzi interessanti che hanno una buona tecnica e sviluppano un buon gioco. La partita è molto equilibrata, è stata una bellissima punizione con la deviazione del portiere, insomma, che è andata a sbattere sulla traversa. Una bella partita equilibrata e vinca il più forte, non tifo per nessuno, però ecco, l'importante è che ci sia massima lealtà e che sia un bello spettacolo fino alla fine. È tutto pronto per la ripresa, stessi 11, stessi 22, quindi in campo continua a collezionare corner la Romulia, che ovviamente batterà con Flavio Campagna, i soliti a saltare. Parte Campagna sul destro, pallone teso, Barchiesi, il vantaggio della Romulia, entra e mette la sua firma sulla finalissima, Riccardo Barchiesi. Romulia 1, Grifone Monteverde 0. Al minuto numero 12 cambia il parziale. Che gol, Simone, un gol davvero di cattiveria e di istinto puro da parte di Barchiesi, che è andato con una cattiveria fenomenale sul pallone, colpo con l'interno destro, palla nel sacco e Di Giorgio letteralmente sorpreso dall'inserimento. È questo che deve fare un grande attaccante, è per questo che mister Cervera ha messo Barchiesi. Romulia in vantaggio con un gol del giocatore più atteso e che è mancato nelle semifinali. Parte Campagna in area di rigore, pallone che passa, il raddoppio della Romulia, l'ha toccata Lopardo, 2-0 per la formazione di Cervera, la marcatura di Lopardo che si libera bene dagli avversari, segnano i 2 giocatori simbolo, prima Barchiesi e poi Lopardo, 2-0. E con 2 calci piazzati, Simone, segno che la Romulia le sa interpretare benissimo queste situazioni, ha trovato dei gol fondamentali ma anche delle situazioni importanti nel corso della fase eliminatoria e della fase finale. In questa finale 2 calci piazzati regalano il 2-0 alla Romulia. Adesso si fa difficile per il Grifone Monteverde, che è una squadra che gioca in maniera formidabile ma che forse sui calci piazzati dovrebbe difendere meglio. Duello tra numeri 7 con Bernabei, pallone lungo per Barchiesi, in spaccata Polidori, si fa anche male al momento del contrasto, rimane a terra, è giallo rosso per Barchiesi, che è rosso perché è stato ammonito per essersi levato la maglia. E qui Barchiesi ha sbagliato perché è andato sull'uomo quando ormai il pallone era perso, Polidori era a terra, era intervenuto in largo anticipo, Barchiesi è andato direttamente sull'uomo. Fischia Spagnoli, parte Campagna! Pallone fuori di un soffio, ma come avevamo pronosticato arriva il triplice fischio di Spagnoli. Romulia batte Grifone Monteverde 2-0 e alza al cielo il trofeo del 37esimo torneo Beppe Viola. Io Alessandro vi lascio per le premiazioni, postazione tutta tua.
Grazie Simone, ma soprattutto grazie ai ragazzi in campo che ci hanno fatto davvero esaltare con una bellissima partita. Romulia che vince il suo terzo all'oro nella competizione della Champions League del calcio giovanile. Dopo il successo di Benedetti di 3 anni fa, dopo il successo del 96, arriva anche il terzo all'oro, la terza vittoria nel torneo Beppe Viola, la 37esima edizione. Viene vinta dalla Romulia di mister Cervera, che mette il proprio nome nella storia di questo torneo, andando a giudicarsi uno dei primi trofei di questa stagione, che stranamente, insolitamente, non ha visto i soliti trofei, i soliti abbracci a fine stagione. Quindi immagini che fanno proprio bene a questo sport, perché era tanto che non vedevamo ragazzi esultare, era tanto che non vedevamo una vittoria a queste latitudini. Il Beppe Viola si conferma essere un torneo che rivaleggia quasi davvero con le competizioni ufficiali. Le squadre sono a centrocampo ed è tutto pronto per la premiazione di questo torneo. E ora la Romulia torna a vincere il torneo Beppe Viola. I ragazzi prendono la coppa che scende sulle mani di Barna e sale adesso al cielo per il successo, per il trionfo della Romulia che si aggiudica il 37esimo torneo Beppe Viola. Effetti pirotecnici pronti a partire per omaggiare i ragazzi di mister Cervera e della società, di Nicola Vilella, che alza al cielo la terza propria coppia dei campioni del calcio giovanile. Davvero un grande spettacolo a centrocampo, con la Romulia che si gode questo momento tanto sognato nel corso dell'ultimo mese, un mese estenuante, un mese lunghissimo, ma che è scivolato via fra mille emozioni, fra grandissime partite e soprattutto fra le giocate e i gol che hanno permesso alla Romulia di vincere ancora una volta il torneo Beppe Viola. Abbandona il campo il Grifone Monteverde e continua a godersi il proprio successo, portando la coppa sotto il settore la Romulia, mentre i fuochi d'artificio scagliano nel cielo la polvere da sparo che omaggia la vittoria della Romulia. È davvero un torneo che non poteva chiudersi che nella maniera migliore. La Romulia, lo ricordiamo, è ancora una volta campione del torneo Beppe Viola, vince il 37esimo torneo Beppe Viola, la kermesse più importante del calcio giovanile laziale e nazionale. Vince per la terza volta nella propria storia questo trofeo e batte un Grifone Monteverde mai domo e che si è giocato alla fine con grandissima personalità e caparbietà, un trofeo che però finisce ancora una volta in via Farsalo. È terminata un'altra grande edizione del torneo Beppe Viola, la 37esima edizione nello specifico, con l'ideatore Raffaele Minichino. Nonostante le mille difficoltà, direttore, siamo andati alla grande, la testimonianza è la finale di oggi. Beh sì, effettivamente 37 anni sono sempre veramente tanti, ma è stato bello anche questa chiusura, veramente impeccabile come organizzazione, quindi soprattutto a voi della redazione, l'hai sottolineato più volte anche nel corso della premiazione, e devo dire che oggi veramente posso dire che ho fatto da spettatore, quindi complimenti anche a mio figlio Filippo, che prende sicuramente il testimone ufficiale, diciamo, anche per il proseguo del torneo. Poi tornerà, speriamo, il premio di cultura sportiva Beppe Viola, quindi in affiancamento al torneo, lì forse servirò ancora per qualche cosa e quindi non vediamo l'ora di ripristinare l'entusiasmo, tutto quello che di bello che quest'anno abbiamo un po' voluto non mettere in atto per il Covid. Quindi però siamo stati, devo dire, ringrazio Dio, ma ringrazio soprattutto anche la partecipazione delle società, dei ragazzi e dei genitori che si sono comportati benissimo anche nel rispetto delle distanze, della mascherina. Noi ce l'abbiamo adesso, però proprio per l'intervista non la uso. Quindi veramente soddisfatto al massimo, sono arrivati tanti personaggi dalla Lega, dalla federazione, dalla politica, dallo sport come Bruno Giordano, che è un amico del Beppe Viola, essendo stato anche lui in passato premiato, ma soprattutto anche della nostra redazione di Rete Oro. Direttore, siamo stati bravi, è andato tutto alla grande nonostante le mille difficoltà del momento storico. Veramente, tutte le componenti sono state eccezionali, comunque i ragazzi in campo ovviamente per lo spettacolo espresso, e sulle tribune pure hanno rispettato sempre le direttive che comunque gli venivano date. Noi a livello organizzativo abbiamo fatto il triplo dello sforzo, però fortunatamente possiamo dire che anche questo evento, insomma questa 37esima edizione, è riuscita tutto nel miglior modo possibile. Poi ovviamente a livello mediatico
abbiamo coperto in ogni sua forma questo torneo, questa meravigliosa manifestazione, e quindi non possiamo che essere soddisfatti. Direttore, anche a livello tecnico lo spettacolo non è mancato, anche oggi nella finale, partita tirata, decisa nel secondo tempo, si sono affrontate due grandi squadre, avevamo titolato chi per la gloria, chi per la storia, ha trionfato la storia, la Romulea. È vero, la Romulea iscrive per il terzo anno, cioè per la terza volta, il proprio nome nell'albo d'oro del torneo Beppe Viola, quindi ovviamente una grande soddisfazione per Nicola Vilella, che comunque non vi nascondo che c'era anche una lacrimuccia, poi già ha detto che la coppa di quest'anno prenderà il posto della coppa della 34esima edizione, quindi una soddisfazione anche per la Romulea. Ovviamente il Grifone pure comunque ha fatto un ottimo torneo, è arrivato in finale. Certo, peccato perché poi ovvio nessuno piace perdere, però complimenti a entrambi, a livello tecnico molto alto, considerando anche il fatto che queste squadre hanno avuto 5 mesi di stop dovuti al lockdown, e quindi comunque il torneo veramente ha espresso, ho visto giocatori di livello, e quindi sono contento perché vuol dire che comunque il settore giovanile nel Lazio sta crescendo bene. Con il vicepresidente LND Nuccio Cariddi, un altro grande successo, targato Beppe Viola per l'ennesimo anno. Ormai sono finiti tutte le cose positive che potevamo dire a favore dell'organizzazione, di Raffaele Menichino e di tutto l'entourage. È una realtà che ha sempre dato ottimi risultati perché coniuga l'educazione sportiva al sano agonismo, quindi noi come Lega Nazionale Dilettanti appoggiamo e assolutamente condividiamo questo modo di fare calcio. Soprattutto in un momento storicamente così difficile, questa è una bella boccata d'ossigeno. Ritorniamo a assaporare i campi dopo tante notizie di diverso tipo. Adesso speriamo che si riesca anche a risolvere definitivamente il problema del virus, anche se purtroppo il traguardo non sembra vicinissimo. Ci vuole educazione e ci vuole tranquillità da parte di tutti quanti. Gianluca Cervera, allora mister, partiamo dalla dedica per questo terzo Beppe Viola della Romulea. Allora, lo vorrei dedicare innanzitutto a tutti i ragazzi, allo staff che è sempre vicino alla squadra, ma in particolare al ragazzo che è Gabriele Galletti, che ha dovuto saltare le ultime 2 partite per un problema, è stato in ospedale, è uscito da pochi giorni, oggi era qui a vedere la partita, quindi vorrei dedicarla alla squadra e in particolare a Gabriele. Mister, nel secondo tempo siete usciti col doppio vantaggio, sembrava partita in pugno, con l'espulsione un po' hai temuto? Sì, perché anche nel primo tempo ci sono stati degli episodi che hanno un po' spostato, perché all'inizio magari siamo partiti meglio noi, abbiamo giocato nella metà campo loro, poi c'è stata una punizione con la traversa che poteva girare la partita, cambiarla, e siamo stati bravi a soffrire in quel momento. Poi il secondo tempo siamo partiti molto bene, l'ingresso di Riccardo sicuramente ci ha dato una mano con il gol e ha procurato la punizione del secondo gol, e poi la sua espulsione ha cambiato tutto, perché abbiamo dovuto soffrire. Abbiamo dunque visto gli highlights della finale del torneo Beppe Viola, giunto quest'anno alla sua 37esima edizione, è sicuramente uno dei tornei giovanili più importanti in campo nazionale. Un ringraziamento ed un saluto a tutta la redazione di Sport in Oro ed un abbraccio al suo direttore Raffaele Menichino. Abbiamo concluso la puntata odierna di Penalty, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, puntuali, martedì alle 21, su Gold 78, canale 78 in HD del digitale terrestre. Arrivederci e appuntamento a tra 7 giorni.